onore questa mattina avere una persona molto importante, una creativa, una scultrice. Vi presento subito Elena Ortica. Buongiorno, grazie di essere qui. E soprattutto fa molto piacere per far capire che ancora una volta queste donne si rimboccano le maniche, cercano di farsi spazio in un mondo molto maschilista, non c'è niente da fare, poche donne siedono su poltrone importanti e purtroppo molte di loro anche sbagliate, non quelle giuste, dico io naturalmente, poi ognuno fa le proprie riflessioni, ma sapete che io dico quello che penso anche perché io mi confronto e non vedo che nonostante abbiamo queste parlamentari, la vita per le donne sia molto facile nel lavoro, nell'arte di un percorso anche molto importante, nella cultura. Sembra che vogliono un po' proprio tarpare le ali. Basta vedere come siamo messi anche col mondo del volontariato, che, come dico tutte le mattine, che paghiamo per fare i volontari, facciamo stage, ma il mondo del volontariato è cresciuto, è nato senza stage, non è nato con i corsi di formazione. E mi sembra che andavamo anche molto bene, mi sembra che abbiamo ancora volontari diversamente giovani, arrivati nel 2025 senza stage e senza formazione. Per carità ci vorrà la sicurezza, non dico di no, fondamentale, però dobbiamo anche capire dove qualcuno vuole andare a parare. Allora, Elena Ortica, dove qualcuno vuole andare a parare con la creatività? Questi giovani, diciamo un po' fuori delle righe, che vengono visti come delinquenti, come spacciatori, che non voglia di far niente. Lei come vedi i giovani? Perché anche lei quando ha iniziato era giovane, c'era questa creatività che da sola non poteva essere tirata fuori, ci voleva qualcuno, dei percorsi. Prego Elena Ortica. Allora, la mia storia è lunga, parte dal liceo artistico, dall'accademia. E nel 79, finita l'accademia, ho aperto il primo laboratorio grazie a mio papà, il famoso tenore Mario Ortica, che ha avuto una grande, bellissima carriera, una voce favolosa e una brevissima carriera per problemi di salute. Però quindi io ho respirato aria di arte, di passione, perché tutti noi abbiamo dentro la voglia di esprimerci e bisogna trovare solo la strada, il percorso più adatto per ciascuno di noi per trovare corrispondenza fra la propria creatività, la propria sensibilità e il metodo per realizzarla. Per me è stato determinante quando sono stata al liceo, quando ho incominciato a modellare e ho detto questa sarà la mia strada, e questa è stata, tranne 10 anni che sono andata a insegnare in un liceo artistico, per il resto è stata tutta libera professione e la maggior parte delle opere che ho realizzato sono state fatte su commissione. Dimmi Mirella, tu aiutami con qualche domanda. Questo liceo artistico mi intriga molto, perché non sempre, ma molte volte si abbina il liceo artistico, i ragazzi dell'artistico al sociale, ai centri sociali e alla politica di sinistra. Io invece vedo, il centro l'ho vissuto molto bene, il liceo artistico è in centro storico. Ho visto dei creativi, ma dei creativi numero uno, fanno delle cose incredibili, veramente. È logico che loro hanno un modo anche di vestire, di porsi in maniera diversa, proprio perché sono dei creativi, basta vedere cosa vediamo alla Biennale, che piaccia, non piaccia, però veramente capiamo la creatività. Secondo lei sono supportati questi ragazzi? La scuola che ha fatto lei, quello che vede adesso, è una scuola che si è evoluta anche in questo campo della cultura, dell'arte, della manualità, della creatività, oppure vede qualcosa che non va, Ortica? Allora, innanzitutto io mi sono diplomata al liceo artistico quando era ancora a Santabona e non in centro, quindi nell'epoca preistorica, ma l'abbigliamento, il look non fanno la persona.
esprimono la sua voglia magari di differenziarsi, di fare gruppo tante volte, perché è una necessità adolescenziale di sicuro quello di riconoscersi dentro un gruppo, ma qui al liceo artistico di Treviso ci sono tantissimi iscritti, no? E fanno tutto un percorso liceale che li può portare anche a scegliere altre università, altri percorsi, non esclusivamente artistico, però fra di loro c'è chi nutre e viene alimentato in maniera secondo me anche adeguata a tirar fuori questa creatività. Quindi io sono contrarissima a demonizzare momenti di esteriorità, di manifestazioni, eccetera, che noi più grandi, per non dire più vecchietti, possiamo magari vivere con un po' di intolleranza, ma loro stanno ricercando. Loro non sono ancora arrivati. Esatto. E il periodo della ricerca è il periodo più importante. Loro ce lo portano avanti questo. Se noi adulti, noi docenti, quando io insegnavo, non passiamo loro la passione, l'interesse, la curiosità, si impara. Se sei curioso, se tu guardi, vai in giro per Treviso e non ti accorgi delle bellezze che c'hai, pur essendo del liceo artistico, non cresci. Io ho sentito persone del liceo artistico che non sono mai state a Venezia. Cioè ci sono degli estremi che bisogna aiutare questi ragazzi alla curiosità, all'attenzione, allo sguardo, educare lo sguardo. Che è molto importante. Ecco. Allora saluto anche l'avvocato Tigani, io direi grazie all'avvocato Stefano Tigani di essere qui con noi, mi fa molto piacere vederla avvocato, perché vede, sto trattando un tema delicato. Ieri l'ho trattato con dei giovani, oggi lo tratto con altre persone, ma persone competenti, persone che sanno di cosa parla Mirella, ecco, la creatività. Ma con l'avvocato Tigani volevo anche dire questo, perché se non sei accompagnato fin da piccolo in percorsi importanti, educativi, all'improvviso vieni dirottato da qualcuno in situazioni anche molto pericolose, in situazioni dove da solo non ce la fai a uscire, in situazioni dove magari la tua creatività viene messa con le spalle al muro. Io mi ricordo, lo dico sempre, avvocato Tigani, lo dico anche a Elena Ortica, quel ragazzo che ho incontrato è famoso perché gli hanno anche affibbiato subito l'etichetta Maranza, Baby Gang e Maranza. Non hanno capito che forse dovevamo chiamarli per nome e cognome e basta, a mio avviso. E questo ragazzo era vestito in modo strano, aveva un pantalone con le frange, un giubbino, una bella maglietta, e io ho detto: ma guarda che bello elegante che sei, ma che bello, ma che... E lui mi guarda e fa: per fortuna che lei me lo dice, perché proprio questa mattina un insegnante mi ha detto: ma dove vai vestito in quelle condizioni? Il problema è, Mirella, che ho creato io queste cose qua, me le sono create io. Allora, capisce, avvocato Tigani, che non andiamo da nessuna parte, che invece di aiutare, capire, anche se a lei non piaceva, poteva tenerselo per lei, per sé, e chiedere a questo ragazzo qualcosa di diverso, perché può diventare rabbia, e la rabbia può essere anche tirata fuori in maniera sbagliata, con le droghe, con la violenza, una violenza che prima o poi esplode in questi ragazzi perché sono molto sensibili, sono fragili. Prego, avvocato Tigani. Buongiorno intanto a tutte e tutti, grazie dell'invito, io sono sempre molto contento di partecipare quando posso, anzi mi scuso se sono arrivato un po' in ritardo, ma avevo un problema di traffico, ma forse, non lo so, forse no, dai. Ma Mirella,
Ma io credo che l'errore grosso di fondo sia sempre quello di generalizzare, cioè di non approfondire. Sono d'accordo con quello che dice. È anche un po' l'espressione della cultura questo, no? Se vogliamo. Cioè, quando parliamo di cultura, che cosa intendiamo con questo termine? Cioè, chissà la letteratura classica, chissà, non lo so, la storia medievale, o chi si mette alla pari della persona con cui ha a che fare in quel momento. Dovremmo riflettere tutti un po' su questa cosa qua, perché poi è vero quello che dice lei. Molto della nostra vita dipende da chi si incontra nella vita. Se tu hai la fortuna di incontrare una persona che ti comprende, che capisce quella che può essere la tua potenzialità, alta o bassa che sia, e ci lavora, ti tratta alla pari, non ti tratta con presunzione, non ti fa sentire sbagliato, è tutta un'altra cosa rispetto a qualcuno rispetto all'esempio che ha fatto lei adesso, che ti vede vestito in un certo modo, ti dà del maranza. Insomma, dovremmo riflettere un po' tutti su questo. Secondo me anche questo fa parte della cultura. Quando parliamo, sento dire anche a molti dei nostri politici, bisogna partire dall'insegnamento della cultura. Sì, è verissimo, però forse bisogna tanto partire dal rispetto della persona nei confronti dell'altra persona, uomo o donna che sia, orientamento sessuale che abbia, cioè siamo tutti persone. Se non capiamo questo e non ci mettiamo nella condizione di trasmettere che si capisce questo all'altra persona, secondo me, come dice lei, non andiamo proprio da nessuna parte. Tra l'altro, io, se posso aggiungere, ritengo che tutte le forme di espressione artistica, buone o meno buone, che si sia in grado di portare avanti, sono fondamentali. Credo che anche la scuola dovrebbe investire molto di più su questo. Io ho 52 anni, compio quest'anno, però non più tardi di 15 giorni fa, una ventina di giorni fa, non mi vergogno a dire che ho fatto un live col mio gruppo musicale, perché secondo me è fondamentale anche stare con la gente. Abbiamo suonato, per dire, a Montegrotto, ma c'era tantissima gente, è stato bellissimo, ed eravamo vestiti, qualcuno forse poteva darmi sì del maranza, spero di no, ma ripeto, ecco, è molto importante riuscire a capirsi un po' di più, e in questo l'arte fa molto. Io mi ricordo ancora una ventina d'anni fa, venne un cliente da me, un signore che suonava jazz, ho scoperto, un grandissimo jazzista, che aveva un problema. Era stato denunciato da un vicino di casa perché faceva un po' di casino con la tromba. Cioè, lui lo riteneva casino, secondo me era una cosa straordinaria. E lui mi disse una cosa, perché abbiamo cominciato a parlare: sai, io ho suonato tanti anni e se adesso non suono più, no, fa avvocato, lei sbaglia, perché si ricorda che la musica magari non risolve i problemi, ma aiuta. Io da quel momento ho ricominciato a suonare da quando ero ragazzo, per dire. Quindi è argomento interessantissimo. Sì, concordo con quello che ha detto. Avvocato Tigani, lei ha seguito dei casi molto delicati, ne citiamo due in particolare, Cecchettin e Marangon, ma non solo. Sono due casi che devono far riflettere, ecco, questi giovani bellissimi, col mondo davanti, che all'improvviso succede qualcosa, due casi completamente diversi, ma con due giovani veramente che forse non avevano capito l'importanza forse di parlare, di esprimere anche quel stato d'animo dopo aver vissuto giornate intense. Ecco, questi genitori che non sanno fino in fondo chi sono i loro ragazzi, genitori che magari sanno in parte ma non approfondiscono, primo perché si fidano, secondo perché è giusto anche dare una certa libertà e devono pure iniziare a vivere la vita questi ragazzi. Il problema è, avvocato, che abbiamo dei nemici pericolosissimi dietro l'angolo e da soli non riescono a venirne fuori. Io, quando vedo cosa succede, che per soldi, abbiamo visto anche questo delitto Cecchettin, che per soldi, ecco, volevamo solo intimorirla, ma poi l'hanno ammazzata questa donna che poteva essere la loro mamma, la loro nonna, una violenza inaudita
questa violenza per denaro, perché alla fine è il denaro, oppure provare delle emozioni talmente forti dove rischi veramente la vita. Parlo di droghe sintetiche, droghe micidiali. Ecco, un qualcuno che a mio avviso dovrebbe intervenire. C'è qualcosa che non mi torna, perché in Italia si può fare di tutto e di più, non c'è nessun controllo da nessuna parte, pochissimo, e quando si controlla, ecco, si scopre cosa girano tonnellate di droga, ad esempio, lo dicono pochissimo, gira l'alcol in maniera incredibile, basta vedere come si promuove, cosa si fa, il bere, il divertirsi nella maniera smisurata, perché sono questi i messaggi che arrivano a questi giovani. E poi questo giovane dice: ma se lo fa lui, perché non lo devo fare anch'io? E se non ho la possibilità, mi intriga talmente tanto sta roba, la curiosità, siamo stati tutti giovani. Io penso che non è cambiato niente, avvocato Tigani, io glielo dico sinceramente. Abbiamo passato tutti, mi ricordo, vi ricordate gli anni dell'ascisi, i figli dei fiori, andiamo avanti con queste droghe, l'eroina, adesso sono arrivata, ma c'erano, è inutile che ce lo diciamo, li vedevamo, sapevamo. Però c'era meno pericolo, perché c'era qualcuno che controllava, che era forse la famiglia più unita. Ecco, c'era un pranzo, c'era una cena, c'erano ancora dei nonni fortunatamente nelle case. Tanto è vero che io mi ricordo mia nonna quando arrivavo mi diceva: dove sei stata, cosa hai fatto, con chi sei andata, ti sei divertita? Bene o male, magari non a tutte le domande, ma a qualcosa rispondevi. Adesso sono case completamente deserte, arrivano a casa tutte le ore, chi li guarda, chi li ascolta, nessuno. Poi arriva il suono del campanello che ti dice: tuo figlio non c'è più, ma era un bravo ragazzo. E non mi ricordo chi mi ha detto invece che dobbiamo iniziare a dire: era un ragazzo bravo. Cosa dice, avvocato Tigani? Dico che è un argomento anche di natura forse sociologica che non ho certo le competenze per commentare. Io però ho sempre pensato una cosa, Mirella, mi perdoni, ma quando una persona, due cose penso. Intanto che è praticamente impossibile rendersi conto al 100% di quello che fa un familiare, soprattutto al mondo d'oggi, quindi vedere le cose dopo che sono successe e fare, diciamo, dei ragionamenti a priori è molto più semplice, perché voglio dire onestamente, anche non sulla questione di Giulia, non credo che neanche Mandraki avrebbe potuto immaginare che la tragedia che stava per accadere, per esempio. Però dico anche che se uno arriva a uccidere, nel profondo, al di là della motivazione che può averlo spinto a farlo, resta un assassino. Cioè una persona che non ha l'istinto omicida non uccide. Ok, forse ti può scappare lo schiaffone, forse ti puoi fare una truffa, forse puoi drogare, ma non uccidi. Se uccidi sei un maledetto assassino, e questo secondo me è un concetto che noi dobbiamo tenere molto presente, perché se no non funziona, non può andare bene. Quindi qualunque sia la motivazione, lo sconforto, a meno che non ci sia una malattia psichiatrica a monte, e anche la questione delle malattie psichiatriche è troppo sottovalutata secondo me dal nostro Stato, perché ci sono state delle tragedie annunciate di persone che stanno male, di persone che poi alla fine arrivano a commettere un crimine grave proprio perché malate, quindi peraltro non imputabili e giustamente non punibili, no? Piuttosto da curare in qualche istituto. Quindi a meno che non ci sia un problema di questo tipo qua, quando abbiamo di fronte a una persona che uccide un'altra persona, dobbiamo avere un po' tutto il coraggio di dire che è un maledetto assassino. Fine del discorso. Dopo da lì può cominciare un percorso e tutta la questione della rieducazione della pena, tutto va benissimo, però poniamo la differenza tra chi è una persona che arriva a un certo punto e una persona che arriva ad uccidere. Scusate, su questo io sono molto franco, no, è stato chiarissimo, ma me lo dice purtroppo l'esperienza, è così. Allora sentiamo Maurizio da Conselli e poi andiamo da Elena Ortica e sentiamo anche le riflessioni di Elena Ortica su quello che ha detto l'avvocato Tigani e anche su quello che ho detto io. Vai Maurizio! Ciao Mirella e buongiorno all'avvocato e buongiorno alla signora presente. Allora, vi siete posti
io parlo anche con l'avvocato, vi siete posti perché la gente diffida moltissimo di questa Maranza, se così vogliamo parlarne? Ecco, allora i motivi sono questi. Primo, sono ragazzi che praticamente, va bene, non dico tutti, ma la maggior parte sono quasi tutti allo sbando, ok? Ecco, punto uno. Secondo, allora, se questi qua gli offri un lavoro, secondo me non ci vanno, ok? E come la penso io, la pensano anche altre persone, ok? Perché hanno in testa divertirsi, questo e quell'altro e tutta una serie di cose. Va bene, adesso vi apro una parentesi. L'anno scorso, Mirella, si sono presentati proprio due personaggi di questo genere a lavorare da me. Il titolare mio ha detto no, io queste persone non le voglio, perché prima di tutto quando si sono presentati al colloquio, si sono presentati che sembravano andare in spiaggia, ok? Punto uno. Il colloquio è serio, colloquio lavorativo è serio, quindi devi andare con i pantaloni jeans e qualcos'altro, ok? Questi sono andati là e quando sono entrati hanno detto ciao zio al titolare. Al titolare gli dici così? No, già da questo sono partiti male, sono cascati male e il mio titolare ha detto no, non vi accetto, andate da un'altra parte. Allora, come possiamo noi accettare questa gente quando si comportano in questa maniera? Perché non c'è rispetto, non c'è questo e non c'è quell'altro. Io non posso considerarli, Mirella, mi dispiace dirlo, brave persone, ok? Sarà perché hanno un altro tipo di educazione, non lo so, però quando tu ti presenti a un posto di lavoro, sii una persona seria, vai serio, non andare lì vestito da spiaggia, cioè voglio dire, manca l'etica, manca tutto. Ecco, e con questo vi saluto, attendo risposte dall'avvocato. Beh, Ciao, c'è anche chi Mirella, ha buona timbrato giornata. il cartellino assunto regolarmente nei comuni in mutande, l'abbiamo anche visto, se è per quello ce ne sarebbe da discutere molto sul comportamento che tengono molte persone anche con lavori molto seri. Su qua bisogna proprio creare. Allora, Elena Ortica, prego. Allora, a parte che io sono madre di 4 figli dai 27 ai 47 anni, quindi ho visto varie tappe. Secondo me il giovane, come parlavamo prima della creatività, così anche del comportamento, se viene affiancato, ad esempio in famiglia una volta il rispetto verso i genitori. Io mi ricordo alle elementari ci si alzava in piedi quando entrava la maestra, lo stesso alle medie, lo stesso al liceo. Adesso no. E se vedono gli esempi, secondo me, se vivono a fianco a cose buone, il buono può contagiare. Ad esempio, io faccio parte di una cooperativa sociale, l'AILS, che segue i ragazzi disabili perché mio figlio, il primo, ha una disabilità al 100% psichica. E devo dire che c'è una parte di gioventù, tu parlavi di volontariato, veramente ammirevole, grandiosa. E poi ci sono, ad esempio, come questa nostra esperienza qua, noi abbiamo fatto una sede adesso, abbiamo rinnovato una parte della sede dove, per dire, c'è il Django. Sì. Ecco, in un'ala di quell'edificio l'abbiamo rinnovata e abbiamo fatto la sede per i nostri ragazzi. Avvicinare un'opera così positiva contagia, cioè noi vediamo che i ragazzi ci aiutano, che ci stanno vicino, eccetera eccetera. È logico, io non ho la soluzione in mano. Chi è che ce l'ha, avvocato? Quelli che nascono assassini non li fai diventare agnellini, ma se una società insegna il rispetto in una famiglia, il volersi bene, non ci si vuole più bene, però si continua a lavorare per il bene dei figli. Tutte queste cose, invece ci si fa la guerra, ci si comporta male, ci si risponde male, anche la verbalizzazione dei sentimenti è importante.
Cioè, siamo abituati a sentire parole indicibili. Bisogna rispettare. Risse in Parlamento, Concordo. risse in Parlamento, dove dovrebbe regnare l'etica. e il rispetto. Violenza nei talk, scusa, anche quella è una bella scuola. Anche nei Avvocato social, Tigani, prego. una violenza tremenda. No, dicevo anche nei social una violenza tremenda, però io credo che la strada è questa, è quella che la prof tracciava, è sicuramente corretta, la via dovrebbe essere questa, dopo è sicuramente difficile da praticare, però insomma dirsi un po' di più che ci si vuole bene è sicuramente importante, abbracciarsi un po' di più, sì, questi atteggiamenti aiutano, dopodiché il radioascoltatore che è intervenuto però secondo me ha ragione, nel senso che adesso io ripeto, noi non dobbiamo generalizzare, lo dico sempre, però il rispetto ci vuole come dire, tu vai in un posto di lavoro, ci vai in punta di piedi, l'atteggiamento deve essere quello della persona che va a chiedere di lavorare, che va a collaborare, insomma, dopo questi gruppetti di ragazzi, molti di questi peraltro lo sappiamo benissimo, delinquono e non va certo bene, cioè trovatevi voi in mezzo a gruppi di questi ragazzini qua. Io vivo a Mestre, giro a Padova, insomma vado da tutte le parti, perché un conto è dire le cose, poi un conto è anche viverle, però sicuramente come dire, c'è sempre la possibilità di migliorarsi e di dare, come dire, di ascoltare la persona, capire anche di migliorarla, di trasmettere anche qualche valore che magari non le è stato insegnato, per esempio, perché magari non ha avuto la fortuna di crescere in una famiglia come quelle che magari hanno caratterizzato le nostre vite, e quindi comunque bisogna sempre scendere un attimo e mettersi in discussione. Dopodiché, ripeto, il rispetto ci vuole e va mantenuto, va insegnato, e poi c'è anche da dire che nessuno di noi è perfetto, credo tra tutti i presenti, io parlo per me, ma voglio dire, nessuno di noi è perfetto, può essersi sempre comportato benissimo nella vita, tutti abbiamo anche sbagliato e magari abbiamo avuto qualcuno che ci ha corretto, che ci ha dato una mano a capire l'errore. Questa deve essere la strada. Se ci mettiamo nell'ordine del conflitto sociale, sì, di pancia va bene, ma fondamentalmente come metodo ritengo che poi sia sbagliato. Dopodiché uno delinque va giustamente punito, perché così funziona. Quando ci piove, però avvocato Tigani, la prevenzione dove la mettiamo? Allora, si inizia a fare sport, cominciamo a partire. Allora, si inizia a fare sport dalla quinta elementare, non dall'asilo. Dall'asilo devi avere la fortuna di trovare una maestra che ti insegna, ma non è la stessa cosa di avere un professionista di attività motoria. Sono due cose completamente diverse. Continuiamo. Lo sport, cosa costa lo sport? Dove posso andarlo a fare? Chi mi accompagna? Allora, avvocato Tigani, io ho sentito un'educatrice che ha conosciuto quel ragazzo che a Treviso ha coltellato quell'altro ragazzo, Favaretto. Io ho conosciuto anche la mamma di Favaretto. E cosa dice questa educatrice? Dice, quando ho visto questo ragazzo, quello che ha ucciso Favaretto, io l'avevo conosciuto, era quello che bullizzava mio figlio. Io ho incontrato questo ragazzo, anzi gli ho anche scritto, non prendertela con mio figlio, prenditela con me, questo è il mio numero di telefono, e ci siamo incontrati, un'educatrice, avvocato. E quando ho parlato con questo ragazzo, ho capito che andava aiutato, che bisognava prenderlo per mano, perché c'era qualcosa che non andava. Anzi, mi guardava negli occhi, non era aggressivo, comprendeva che aveva sbagliato, me l'ha anche detto. Forse, se questo ragazzo, ha detto questa educatrice, fosse stato preso per mano in quel momento, forse non saremmo arrivati a questo omicidio. Allora capisce, avvocato, lei dice bisogna viverle, io le vivo le situazioni, avvocato, lei lo sa, io ve le vivo con questi ragazzi, tanto è vero che io con Lisa
e l'ho raccontato molte volte, che è una ragazza che non parla ma capisce bene perché ci sente. A una festa molto importante a Treviso del Luna Park, Lisa a un certo momento mi ha detto, era seduta con tutti adulti, voglio incontrare dei ragazzi, voglio stare con loro. E allora ho detto, dai, usciamo, andiamo a vedere chi troviamo. E l'ho portata proprio da quei gruppetti che dice lei. Non le dico cosa mi dicevano, sentivo, ma dove la porti, ma sei pazza, ma Mirella, ma cosa stai facendo? Allora io subito ho detto a questi ragazzi, erano gruppi di 6, 7, 5, ho detto ragazzi, questa è Lisa, Lisa non parla ma ci sente benissimo e vorrebbe conoscervi, incontrarvi. Sa cosa hanno fatto la prima cosa, avvocato? Hanno accarezzato Lisa, l'hanno abbracciata. Allora capisce che ci sono due facce di questi ragazzi. La rabbia nel momento che hanno bisogno di soldi per prendersi la droga, lo diciamo, oppure vivere una serata particolare aggredendo, perché c'è tanta rabbia in corpo, sa avvocato, e nessuno la tira fuori bene questa rabbia. C'è talmente una rabbia repressa alla scuola. Noi abbiamo intervistato un ragazzo di questi che ha detto non sono stato messo all'esame, ma hanno capito chi sono io, hanno parlato con me per capire, per carità accetto, non sono stato messo all'esame, però forse dovremmo essere ascoltati un po' di più, ed era vestito come ha detto lei. Non pensa che con tutte le associazioni che abbiamo, avvocato, con tutti questi soloni che parlano, invece di prendere in mano la situazione, di fare tavoli con i ragazzi che non li vedo sempre i soliti noti che se la godono, se ne parlano, non sappiamo mai come va a finire, noi non li vediamo. Sono sempre gli altri che decidono per loro. Ma vogliamo sederli a questi tavoli e vedere cosa c'è che non va, come aiutarli, a chi rivolgersi per aiutare? No. Quanti tavoli vede, avvocato, dove sono seduti i ragazzi che si confrontano con quelle eminenze grigie che pensano di essere solo perché ricoprono politicamente, messi là dalla segreteria, una carica importante politica e non sanno neanche di cosa parli magari, perché la meritocrazia in Italia non è premiata. Ma guardi che parla con una che ci ha messo la faccia e hanno tentato in tutte le maniere, stanno tentando di segarmi, perché voglio i ragazzi ai tavoli, ha capito avvocato? Voglio i ragazzi ai tavoli. Concordo con quello che dice, la prevenzione è una cosa fondamentale, però attenzione che bisogna anche dare merito ai ragazzi che le cose se le sudano e se le guadagnano per prima cosa. Le faccio anche un altro esempio, io ho un cliente, perché ce l'ho, quindi l'ho vissuta in prima persona, che in una dei nostri capoluoghi, non dico quale, ma è facile immaginarlo, ha preso con un gruppetto appunto di ragazzi come quelli che di cui stiamo discutendo oggi, hanno preso un ragazzino che camminava, lui, il mio, l'ha abbracciato, lo hanno picchiato e gli hanno rubato il telefonino. Un ragazzo di famiglia normalissima che va a scuola, e quando gli ho chiesto il perché mi ha detto non lo so. Per passare il tempo. Insomma, non per passare il tempo, magari dice okay. Elena Ortica. Prego? Elena Ortica ha aggiunto per passare il tempo. Quindi voglio dire, la noia. Insomma, ma non c'era nessuno che non lo capiva o una cosa, è un problema che dobbiamo comunque porci questo, perché noi non possiamo mica dare sempre la colpa agli altri di quello che succede alla società, che non ci capisce eccetera. C'è anche questo problema e va analizzato indubbiamente, però non è solo quello il problema. Attenzione a fare questo ragionamento qua, perché credo che noi dobbiamo anche essere riconoscenti e dare valore ai ragazzi che invece queste cose non le fanno, che si impegnano, che studiano, che magari sbagliano, che magari recuperano, che magari ammettono le colpe, perché sennò, dopodiché sono assolutamente d'accordo, non è che perché uno fa parte di un gruppetto di maranza o cose bisogna classificarlo come delinquente. Questo è una cosa inaudita che sento fare, non va bene questo, però attenzione che queste cose qua vanno assolutamente osservate, perché sennò
Ma certo, secondo me, avvocato, infatti ripeto, ne la stiamo strada che parlando, traccia io penso la che sia Prof, una delle poche no. trasmissioni dove invito questi ragazzi, li ascolto, sento quelli che dicono, ad esempio i ragazzi qui davanti alle telecamere hanno detto che qua nel nostro territorio si vive il razzismo e l'hanno detto loro e non uno, erano in 3-4, però nessuno lo ammette che c'è questo, io lo ammetto perché lo vivo e lo sento. E questi ragazzi hanno il coraggio perché quando Sappiamo li fai tutti parlare che c'è dicono anche la razzismo. verità. Avvocato, Elena Lo Ortica, sappiamo tutti che c'è aspetti razzismo. avvocato, sentiamo Elena Ortica, prego. Ecco, io rispetto a quello che ha detto l'avvocato sono d'accordissimo sul fatto che non si può generalizzare e dare la colpa sempre alla società, perché anche il singolo ha tutte le sue responsabilità. Nella società ci sono tante opportunità da scegliere positive e se tu scegli invece il negativo, perché è una scelta, Certo. La colpa è tua. Io non tolgo la colpa del singolo di essere violento, di non comportarsi bene. Io dico di affiancare, di dare più risalto al positivo. Se io dico sempre sono delinquenti e poi io vedo che alzano sempre l'asticella di questa violenza, cioè di questi attacchi eccetera, cioè io ho mio figlio appunto disabile che prende la corriera e l'autobus, io sono sempre in ansia per le conseguenze che può avere, non è bello vivere così. Io non voglio dire, con quello che ho detto anche prima, non è dare la colpa e la responsabilità alla società, ma è una fotografia sulla realtà. Come sono oggi le nostre famiglie, come sono oggi i rapporti interpersonali durante le lezioni a scuola, queste cose qui. Io non ho fatto il sermone sulle colpe sociali, io sono andata sul particolare. Sì, ma avrò capito, compreso bene, stavo facendo il discorso mio. Sì, però avvocato, lei ha detto dobbiamo premiare quelli bravi, ma le sembra che facciano questo? Ha visto quando fanno le premiazioni a chi danno i premi? Ne parliamo, avvocato, visto che abbiamo toccato, andiamo a vedere e diciamo ma che sia questo? Ma perché? Perché è figlio di? Fa parte di un certo ceto? Ma ha mai visto che premiano i ragazzi bravi? Cosa vuol dire premiare i ragazzi bravi? Dare loro una medaglietta come è successo a quel bambino col papà che ha purtroppo colpito da Alzheimer molto giovane, molto giovane, che ha aiutato il papà col fratellino per non portarlo in una RSA perché i costi sono anche terribili, perché non c'è anche una struttura adatta per questi. È stato nominato, no aspetti avvocato che è bella questa, Alfiere della Repubblica, grande medaglietta. Allora io ho detto al Presidente della Repubblica che forse oltre alla medaglia bisogna vedere anche la famiglia e aiutare magari con un bel assegno questa mamma che non ce la fa più, che è da sola, che deve continuare a lavorare, ma ha questi due ragazzi che sono minori e la legge non permette di lasciare a casa da soli i minori. Questo marito giovane, sto parlando di 40 anni, avvocato, in una RSA dove questi bambini vanno a trovare questo papà giovane in mezzo a tanti diversamente giovani e chiedono alla loro mamma ma perché mio papà è qua? Ma cosa ci fa il mio papà qua? E addirittura a Natale ho dovuto chiamare il sindaco perché non voleva che andassero a trovarlo, perché non era orario per loro di visita. Avvocato, ce ne sarebbe molto da discutere dopo sulla fragilità che diventa violenza, perché ti vedi colpire a morte da persone che invece dovrebbero accompagnarti in un percorso diverso. Lei dice bisogna punire, certo che bisogna punire, hanno sbagliato, ci mancherebbe altro, ma prima dove eravamo? Eppure abbiamo nomi e cognomi di questi ragazzi, avvocato. Abbiamo portato 4 progetti fatti da associazioni sportive, cestinati tutti, avvocato, dove andavamo a prendere questi ragazzi, queste associazioni, li portavano a fare sport anche belli, per esempio la canoa, cito, sono venuti ospiti qua, li riportavano a scuola oppure a casa,
se li portavano a scuola i genitori o delegato dovevo andarli a prendere, cestinati tutti, avvocato, perché non ci sono soldi, non ci sono soldi, capisce che poi ci ritroviamo che dobbiamo punire questi ragazzi e non abbiamo neppure le strutture, abbiamo i carceri minorili che stanno esplodendo, abbiamo comunità che bisognerebbe vedere che comunità sono, ce ne sono che funzionano, funzionano tutti, chi sono gli educatori? Cioè noi non sappiamo niente, avvocato. Lei dice non sono un sociologo, ma siete voi che entrate in carcere e parlate con questi ragazzi? Siete voi che dovete capire se vi dicono la verità o vi stanno raccontando le bugie che hanno il dottor Jekyll e Mr. Hyde, naturalmente poi affiancati da psicologi e operatori, ma siete voi poi che vi confrontate, che siete i primi a vedere questi ragazzi. E chi sono questi ragazzi? Cosa vi dicono? Cosa vedete? Avvocato Tigani, andiamo in pubblicità e poi mi risponde. Pubblicità. Con Elena Ortica, scultrice, con l'avvocato Stefano Tigani. Allora, avvocato, prego. Una riflessione sul sociale, su cui sono pienamente d'accordo con quello che dice. Io sono stato per 11 anni coordinatore di Fondazione Telethon e arrivo da lì, quindi so bene di cosa parla e concordo sul fatto che quindi ho conosciuto un sacco di famiglie, un sacco di storie diverse. Tra l'altro io non arrivo, diciamo, non ho familiare o persona a me vicina colpita da malattia genetica, quindi arrivavo da un mondo completamente diverso e questa esperienza qua mi ha proprio illuminato, fatto capire un sacco di cose. Una delle cose che però più gravi che ho capito è che è vero quello che dice lei, che il sociale non è in alcun modo supportato, quando invece è la gamba la terza gamba, no? Si dice spesso che il terzo settore che arriva e aiuta e va dove lo Stato o non riesce ad arrivare o non vuole molto spesso arrivare. E proprio perché fa cose che lo Stato non fa dovrebbe essere molto più supportato. Quindi concordo su quello che mi dice, i progetti, la possibilità di inserimento, eccetera. Non credo però che noi possiamo lanciare il messaggio secondo il quale come dire, i disagi sociali, l'impossibilità di essere compresi anche nelle cose più piccole possa portare le persone a sfociare nella violenza. Questo non può essere una cosa... Dobbiamo fare prevenzione prima, avvocato. Non l'accetto, nel senso che secondo me è sbagliato. Dopodiché, ripeto, uno può anche sbagliare, può arrivare anche a fare questo e lì si tratta di lavorare e riportare la persona sul proprio errore. Ma ripeto, io non sono un sociologo, quindi faccio un po' fatica a fare questi ragionamenti. Tra l'altro non entro molto spesso in carcere perché non faccio molto penitenziario. Sicuramente posso dire però che per esempio nel processo minorile ci sono tantissimi strumenti alternativi al carcere che vengono utilizzati, per esempio la sospensione con la messa alla prova, insomma ce ne sono, è un sistema molto molto diciamo farraginoso e anche vorrei dire un po' ormai arrugginito, che bisogna sicuramente migliorare, ma che c'è in qualche modo. Guardi e da che lì faccio bisogna anch'io la partire. messa alla prova, avvocato, sarà meglio che migliorate tutti assieme, che cerchiamo di dire che migliorino sta roba perché non andiamo da nessuna parte, avvocato, la sto facendo, avvocato, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso, avvocato. Vladimiro da Dipende, io ho Rovigo, avuto delle vai esperienze Vladimiro. anche molto positive. Ok, capito, avvocato. Volevo dire una cosa, l'ospite in studio, la signora Ortica, no, che è della banda dell'Ortica degli Anaci, una battuta, nel suo ultimo intervento ha detto una cosa giusta, una delle cose giuste, che bisogna evidenziare più possibile le cose positive, le cose belle e le cose buone. E infatti mi volevo dire, ho telefonato, per dire quelli che è, secondo me, i principali avversari, nemici di quello che ha detto la signora, che è quello che viene definito normalmente l'eccessivo buonismo e l'eccessivo giustificazionismo. Faccio un esempio velocissimo per non perdere troppo tempo. È stata fatta 3 settimane fa una sentenza a Milano a carico di un ragazzo che ne aveva ucciso un altro a coltellate per rubargli le cuffiette
la giudice del primo grado e che dà tutte, come dire, i buoni possibili, negando il fatto che l'assassinio, l'omicidio sia stato, tra le varie cose, per futili motivi, e mettendo anche in campo l'ambiente sociale complessivo, come dire, problematico dove viveva questo ragazzo. Mi dico una cosa, uno che uccide un altro ragazzo incontrato per caso per rubargli cuffiette del telefono, come si fa a dire che non è stato un omicidio per futili motivi? E in più quel ragazzo che è morto viveva nello stesso ambiente, nello stesso quartiere dove che viveva il ragazzo che lo aveva ucciso. Cioè, mi sembra che in questo caso qua, per esempio, che sia un eccesso di andare a pelare l'uovo per trovare, e non capisco perché, tra le altre cose, tutti i motivi per andare a, tra virgolette, assolvere quel ragazzo che darà un esempio sbagliato, così come, e chiudo, è il discorso di quei ragazzi che si rifiuta di farlo orare all'esame. Benissimo, mi comprendo perfettamente, non che sia problemi, però mi dà un po' di fastidio l'arroganza e come dire, la mancata rispetto dell'ambiente complessivo nella scuola. Ti vuoi portare un messaggio, te lo porti, ma non essere così dirompente. Ecco, mi ha colpito che una buona parte della società, di una certa area, subito le andà in difesa a spada tratta, come che si dice, senza se e senza mai dei comportamenti di questi ragazzi, senza dire invece sì, capire ragione nei vostri problemi, capire ragione proporre, ma cerchiamo di essere appunto rispettosi delle istituzioni. Grazie Vladimiro, devo correre, se no non ce la faccio, sei stato molto chiaro. Scusa, ciao. Poi risponderà la Elena Ortica, però vediamo anche queste foto delle statue, queste sculture di Elena Ortica, ecco, questa creatività che può, ecco, smontare la rabbia del momento che crei, ti passa tutto perché devi concentrarti su quello che stai facendo. Prego Elena Ortica, e vediamo anche le foto. Prego. Mirella, saltiamo da un argomento che veramente ci fa soffrire tanto a quello che invece è un po' il senso della mia vita da sempre, perché ormai dal 79 ho avuto la prima partita IVA come scultrice, quindi ecco, abbiamo visto questo ad esempio, il Beato Monsignor Longhin, che è dalle Visitandine, scolpito in pietra da me. Ecco, vediamo se vediamo ancora qualcos'altro e passiamo alle altre foto. Grazie. Ecco, questa qua è la Loggia dei Cavalieri, dove una volta all'anno, quest'anno in novembre, facciamo la mostra della scuola di scultura che io gestisco. In questo caso non sono giovani, sono tutti adulti. E questo per dimostrare che non si finisce mai di imparare, uno, e che la creatività e la voglia di esprimersi anche da grandi è importante per tutti. Qui è Odino Marcon mentre stavo facendo la statua di Mario del Monaco. Eccola qua che la vediamo, ce l'abbiamo anche in presenza questa statua. È stato fatto un concorso, eravamo in 5 o 6 scultori ed è stata scelta la mia opera, per cui l'ho riportata a grandezza naturale in bronzo. Qui si vede quando ci lavoravamo in fonderia. Io ho seguito le indicazioni della committenza che volevano Mario del Monaco nel momento del canto, nel momento massimo della sua arte, mentre era raffigurato come Otello, perché era l'opera che lui amava di più. Questa opera è stata voluta fortemente da Diotisar Viperin, che salutiamo anche, e Odino Marcon,
mentre io modellavo questa cosa, avete visto in precedenza c'era anche il sindaco, aspetta un attimo l'altra immagine. Giampaolo Gobbo. Sì, esatto, cioè sono stata proprio seguita anche dalla Donella del Monaco, che è venuta a vedere se era secondo quello che lei riconosceva di suo zio. Voi sapete bene poi anche che mio papà era tenore, abbiamo detto prima. Ha cantato con la Callas, alla Metropolitan, alla Scala, per cui io questo mondo della lirica, anche se purtroppo non l'ho seguito perché mio papà ha smesso quando io ero piccolina, però l'ho sempre un po' respirato. Quello che non mi è piaciuto tanto è stato un po' tutta la polemica che è nata, la polemica. Ma qua, se non facciamo questo non siamo più noi, esatto, no? Io rispondo della mia opera e del mio lavoro. Qui cosa stiamo vedendo, Ortica? Qui stiamo vedendo invece una porta di una chiesa, perché non è solo Maria del Monaco che ho fatto, ma ci sono tante cose, ne ho portate solo 2 o 3. Questa è una porta di una chiesa di Coriano a Forlì. Questa è la porta della chiesa e poi mi sembra di aver messo anche quella del battistero. Vediamo se vediamo anche un'altra foto, la foto del battistero, se c'è. No, sempre no, quella, va bene, andiamo avanti e vediamo se troviamo qualcos'alro. Questo ecco, questa è la foto del battistero, c'è il crocefissione con questo torace che emana quest'acqua che diventa battesimo, c'è il battesimo dell'eunuco dell'Antico Testamento, c'è il figlio prodigo che viene accolto dal padre e giù c'è Wojtyla che confessa Ali Yakcha. L'albero del bene e del male di qua, l'albero della riconciliazione dove c'è l'arca di Noè, c'è tutta una simbologia. Io ho fatto anche un master in architettura, arte sacra e liturgia a Roma, per cui l'aspetto religioso qui è a Bibione, nella chiesetta come si chiama, del centro Stella Maris, bellissima in pietra leccese, e lì c'è il mio crocefisso, senza la croce si è staccato e viene verso di noi, pur sofferente, eccetera. Andiamo avanti. Qui vediamo anche questo bellissima... eccolo lì, ecco, il Cristo, poi altre cose se ci sono, se no lasciamo vediamo perdere. Un po' alla volta. Intanto vediamo anche questa scultura. Qui è a Caorle, qui è a Caorle dove ho scolpito uno dei massi dove c'è la passeggiata, ecco, e non mi ricordo se ho messo, eccola lì, ho fatto una Madonna con Gesù. Bella. Complimenti Elena, complimenti veramente. E questo è il San Giuseppe, che lo potete trovare nella chiesa di San Giuseppe qui a Treviso, ma l'originale in bronzo è a Forlì. Questa è la Diana che gioca col cane, con l'arco e con la freccia, non è in atteggiamento di caccia ma di gioco, è in bronzo, eccola qua. E poi, molto belle. Ecco. Perché questo? Questo non lo so. Non so perché è arrivato questa mattina. Però io dico una cosa, che appunto Dio ti salvi è un... ecco, sì, guarda, ho fatto anche dei monumenti al Bersagliere, all'Alpino, cioè ne ho in giro abbastanza di opere. E cosa stavo dicendo? No, ho conosciuto Dio ti salvi Perrin in quella occasione lì, e ho dovuto riconoscere in lui una persona attentissima alla storia del la nostro... passione che si parlava prima, sì, ecco sì, qua, sì, la passione che per accompagna la storia, questo uomo, per il territorio, ma veramente le radici della nostra storia, del nostro territorio. Abbiamo Livio in linea, vai Livio. Mirella, ciao. Ciao. Saluto i tuoi ospiti.
io non lo sapevo neanche che adesso non è più obbligatorio alzarsi in piedi quando entra l'insegnante. Non ho saputo, è una cosa inaudita, insomma, è una forma di rispetto, insomma. Perciò chi è che ha permesso questa cosa, che possa essere possibile una cosa del genere? Non so, io me lo chiedo. Grazie. Grazie a te Livia. Allora, avvocato Tigani, ormai siamo in chiusura, come commenta, come ci saluta, con quale messaggio, e la ringrazio sempre di essere venuto ospite a Sveglia Veneti. Prego, avvocato. No, grazie a voi, è stato un grande piacere anche quest'oggi. No, io vorrei dire che sono scioccato dalle opere che ho visto, cioè Grazie, una cosa incredibile, avvocato. Veramente. Il messaggio deriva, secondo me, che dobbiamo mandare deriva da questo: la passione fa tutto. Se insegui una passione e hai la fortuna di incontrare le persone giuste, arrivi dove neanche ti puoi immaginare, e la conferma secondo me ne sono queste opere che abbiamo visto. Io vorrei lanciare questo messaggio, perché poi su tutto il resto degli argomenti di cui abbiamo parlato, ognuno la penserà sempre un po' a modo proprio, e sono argomenti anche un po' spesso divisivi, per cui io direi di lasciare i nostri telespettatori con questa bellezza che veramente, scusatemi, mi ha proprio illuminato. Grazie veramente, avvocato. Infatti l'ho tenuta per ultima le foto che abbiamo visto, questa meraviglia di sculture di Elena Ortica, per chiudere in bellezza. Però, avvocato, va pur parlando di queste cose, perché mi sembra che parole a valanghe, ma di agire veramente per aiutare tutta la comunità, per migliorare la qualità della vita. Mirella. Il rispetto è la prima cosa, se non c'è rispetto non si va da nessuna parte, dopo possiamo parlare di tutto. Ripeto, il rispetto che dobbiamo pretendere, secondo me, anche dalle nostre istituzioni. Io sono sempre il primo a dire che in una società in cui una donna è ancora costretta, perché questa è la realtà, a dover scegliere se avere una propria carriera o fare la mamma, non è una società al passo con i tempi, e su questo secondo me bisogna lavorare. Avvocato, ieri ero al Banco Solidale con volontari, anche persone che sono arrivate, e c'è una cosa che ha indignato profondamente: questi 4 milioni dati a una persona che non ha realizzato nessun film. Poi ieri abbiamo letto, e ve lo dico per chi non ha letto, che ne hanno bloccati altri 60 milioni, più 22 milioni, perché sì, c'erano i progetti, ma non erano in regola. Quando hanno controllato si sono accorti. Sa che era l'argomento di ieri al Banco Alimentare, perché vede, il cittadino guarda queste cose, perché siccome non ci sono mai soldi, come ho detto prima, per aiutare diversamente i giovani, poi però li troviamo che escono a fiumi, perché noi paghiamo le tasse e arrivano tanti di quei soldi che voi non avete idea a Roma, molti poi, parecchi vengono dati alle regioni, per quello nessuno vuole lasciare la carica di presidente di regione, perché ha una potenza enorme. Neppure il Presidente della Repubblica ha la potenza che hanno i presidenti di regione. Però il cittadino si domanda, e sa alla fine cosa fa? Ma chi vaga remengo tutti. Ecco, questa era la frase ieri che ho sentito, avvocato. Questa è la frase, ma chi mi fa fare? Ma guarda qua che roba! Ma cioè non sono i 4 milioni, ha capito, avvocato? Non sono i 4 milioni, è questo spreco di denaro pubblico, è quello che indigna il cittadino, e non ha le armi neppure per difendersi, perché ci hanno tolto addirittura le preferenze, non possiamo neanche votare chi vogliamo. Questo è quello che indigna nel nostro paese, avvocato Tigani, e indigna soprattutto i giovani, perché il futuro sarà loro, non sarà nostro, sarà loro. Guardate cosa si ritrovano in mano: guerre, morti tutti i giorni, anche in questo momento. Ma di cosa parliamo? Elena Ortica, come ci saluta? Mamma mia, dopo che tu mi salti da un argomento delle mie opere, io su queste cose qui mi si spezza il cuore, perché tu calcoli che ti dicono per telegiornale 143 morti di qua, cioè io sento mio figlio lì, cioè a me basta uno. Brava. Per spaccarmi il cuore.
e mi butti lì i numeri come se fosse niente e si fa la pace riarmando? Tante domande sono da fare, comunque non voglio andare nel dettaglio, voglio dare una speranza. Brava. Voglio dare una speranza che è quella di affissare, riconoscere il bello, ricercare il bello con la B maiuscola, cioè il senso delle cose, il senso della natura, il senso dei rapporti umani, eccetera, eccetera. Se noi riusciamo a fare un percorso in quella direzione, il rispetto viene perché c'è lo stupore, ti fermi e sei stupita e sei grata per quello che vedi. Ecco, nutrire questi sentimenti, se no buonanotte. Però bisogna accompagnare i ragazzi a frequentare l'opera, senti, allora andare nei teatri, è tutto chiuso, Certo, tutto chiuso a chiave. Io sono la Questi prima. genitori devono iniziare a capire, devono portare anche i ragazzi se vanno all'opera, non lasciarli a casa, perché da Certo. bambino si inizia, Cavolo, è vero. da bambino non puoi pretendere a 20 anni di insegnare cos'è l'opera. Beh, chi fa Mirella, questo? mi hai detto di concludere, io volevo concludere no, ma bisogna in dirlo perché è bellezza. inutile. Ci sono professori No, che in si stanno polemica. facendo un mazzo con Sì, il teatro, lo con so. tutto, cercano di trovare fondi da soli perché non arriva mai niente, eppure ci credono perché hanno la passione dell'insegnamento, È vero. la passione dell'arte, della cultura. Certo. Questa è la passione che veramente accompagna questi insegnanti che stanno cercando di fare di tutto per migliorare questi ragazzi e cercare di capire chi è il creativo, chi ha voglia di credere in questo. Riconoscerlo. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Grazie. Grazie a voi. E siamo con Ivano De Biasi, responsabile socio-assistenziale Fondazione Piccolo Rifugio, assieme a Nicola Mazzer, coordinatore del Piccolo Rifugio. Vediamo se abbiamo anche Gloria Trevisiol. Eccola qua, buongiorno Gloria, rassegna Malanotte d'estate, grazie anche a lei di essere qui. Allora io partirei intanto con queste immagini bellissime che abbiamo fatto in questi 4 giorni del villaggio delle associazioni per far capire l'importanza di essere uniti, di dare spazio a queste realtà spesso, molte volte troppo chiuse. Loro amano l'aperto, amano incontrare persone diverse, amano provare anche strumenti diversi di ultima generazione. Andiamo a vedere allora questa intervista a Anfas. Vediamo se arriva. Queste sono le immagini del miele, dei pappagalli. Guardate che belli. E poteva mancare l'Anfas? Assolutamente no. Siamo con Claudio, operatore di Anfas. Qui abbiamo i nostri lavoretti che fanno i ragazzi. Abbiamo un laboratorio che fanno i lavoretti che lavorano un po' all'ANA, lì abbiamo che lavorano con i biscotti, abbiamo del gruppo cucina con dei volontari che fanno di biscotti con i ragazzi e tutto il giorno impegnati insomma nei lavoretti loro. Come vivono queste giornate, Claudio, questi ragazzi? Noi vi abbiamo visto agli orti sociali, al Parco Lo Storga, a Villa Margherita, sempre presente. Ringraziamo tantissimo la Presidente Graziella Lazzari Peroni che ci dà la possibilità anche di ospitarvi, che mette a disposizione
oltre agli educatori che ringraziamo tantissimo, i Polmini, tutto per far vivere delle giornate anche diverse. Come la vivono questi ragazzi? I ragazzi hanno la giornata sempre impegnata, al lunedì hanno la piscina, poi il martedì hanno le bocce, poi ci sono un gruppetto che fanno anche un po' di storia con un professore che viene, poi hanno anche gli orti sociali, che facciamo anche della menta, della melissa, coltiviamo all'interno del nostro giardino e poi vanno avanti così, insomma anche loro fanno quello che possono. Sono importanti queste giornate, scambiare queste opinioni, vedere persone nuove in un ambiente meraviglioso che è la natura? Certo, sì, è importantissimo anche per loro uscire dal proprio settore che hanno sempre là, è importantissimo socializzare con la gente che vengono qui, si conosce persone nuove, persone simpatiche e si scambia due parole. Allora io vado a salutarle perché io voglio molto bene a queste persone, voi lo sapete, adesso do un grande bacio a lei, guardatela, ciao amore, come stai? Ti piace essere qui oggi? Sì. Come ti chiami? Daniela. Daniela, cosa vuoi dire di queste giornate? Vorresti ritornare? Tutti i giorni. Tutti i giorni? No. Claudio, tutti i giorni vuole tornare Daniela. E tu? Paola. Paola, tu vorresti tornare tutti i giorni? Sì. Anche tu, perché ti piace? Sì. Ti piace tanto questo posto? Sì. E adesso sentiamo anche Sofia. Sofia, ti piace questo posto? Sì. E vorresti tornare anche tu tutti i giorni? Sì. Anche Sofia vorrebbe tornare tutti i giorni, capite l'importanza di farli evadere, ecco, di far capire loro che c'è una quotidianità che possono vivere, però bisogna trovare, come Claudio, queste persone fantastiche che mettono a disposizione il loro tempo per aiutare e far vivere la quotidianità e la normalità a queste meravigliose creature. Avete visto cosa riescono a fare? Guardate la bellezza di queste cose, sono veramente bellissime, di una precisione unica. Guardate la precisione di questi lavori. Io veramente dico grazie. Guardate cosa fanno, guardate. Quando io vi dico che sono meravigliosi, che fanno dei lavori splendidi, ho ragione o no? E chi li fa vedere questi lavori? Sentiamo Ivano De Biasi, responsabile Piccolo Rifugio. Cos'è il Piccolo Rifugio? Sentiamo, prego. Il Piccolo Rifugio è una realtà presente sul territorio trevigiano e non solo, perché nasce da un'intuizione, felice intuizione della sua fondatrice, nata appunto a Musili di Piave, ma poi l'opera è iniziata a San Donà ben 90 anni fa, dato che da poco, tra poco compiremo i 90 anni del primo Piccolo Rifugio di San Donà, e dunque una felice intuizione nata in un contesto storico particolare che ha avuto fin da subito l'attenzione nei confronti delle persone più fragili. E da lì l'idea di creare degli ambienti sicuri, come una famiglia accogliente, disponibile per poter farsi carico delle loro necessità. Poi fino ad arrivare negli anni attuali, dove il Piccolo Rifugio ha creato delle realtà molto radicate sul territorio, presenti, dove dialoga costantemente con le associazioni di volontariato, che per noi è un dono prezioso, avere queste persone che insieme a noi conducono questi progetti, che guardano all'accoglienza di persone con disabilità, in un progetto di vita che le vede all'interno di un contesto di famiglia residenziale, ma anche in continuo e costante collegamento con il territorio. La realtà di Ponte della Priola, di cui Nicola appunto è coordinatore, è appunto testimone di questo, per quello lascio anche a Nicola la possibilità di approfondire. Ivano, cosa hai sentito nel vedere queste creature? Molte volte non le ascoltiamo, ecco, io non devo essere fortunata ad essere all'interno di quel centro, ma quello che mi aspetta di diritto, vivere una quotidianità che molte volte si fa fatica perché mancano i numeri, mancano la possibilità di far uscire anche queste persone. Invece io sono dell'idea che unendo le forze possiamo fare tanto. Tu cosa hai? Puoi aiutarmi? C'è questa manifestazione, mi aiuti? Cioè dobbiamo fare più rete, o sbaglio, Ivano? E questo proprio fa parte anche della nostra mission, il fatto di non proporre un'esperienza di vita all'interno delle realtà, ma condividere questa vita con il territorio, ma soprattutto con quelle realtà che maggiormente sono sensibili e sono anche più vicine a queste fragilità, e insieme a loro creare delle opportunità di incontro, di scambio, di condivisione, di fraternità, che
che in qualche modo sostengono, ma anche possono essere opportunità di crescita e anche dal punto di vista, diciamo, di occupazione lavorativa, perché alcune delle persone che accogliamo, insomma, io ricordo Vittorino, piuttosto che anche altri uomini o donne che sono all'interno delle nostre comunità, dove nella loro esperienza di vita hanno vissuto anche un lavoro e dunque il territorio è riuscito in qualche modo, attraverso la rete, a creare delle opportunità, degli inserimenti lavorativi. Per quello secondo noi è importante rafforzare questa rete dove tutti abbiamo una corresponsabilità, sia da chi come noi lavora nell'ambito del sociale privato, ma anche delle istituzioni che in qualche modo si affiancano a noi e insieme a noi accompagnano queste persone. Allora, sentiamo anche Nicola Mazzer, coordinatore del Piccolo Rifugio. Ecco, queste immagini, questa quotidianità, bisogna sempre cercare di intrigarli, di fargli vivere anche quel tipo di lavoro che loro amano, che diventa anche passione, perché abbiamo visto cosa riescono a fare. Prego. Sì, allora è quello che facciamo anche noi. I signori dell'Anfas che erano in quella manifestazione mi hanno fatto sorridere, perché è proprio quello che facciamo noi sabati, domeniche, ma anche durante la settimana. Andiamo in posti dove ci accolgono o comunque ci chiamano e ci mettiamo a disposizione per far vedere quello che siamo in grado di fare. Quante persone avete? Allora, in comunità da noi sono 10 persone che vivono, quindi è casa loro, insieme agli operatori, il quotidiano, dall'alzata fino alla messa a letto, e in mezzo ci sono tutti gli spazi di laboratori, quindi anche noi facciamo oggettistica. Siamo stati da poco a Monastier, proprio la cosa che mi piaceva era il fatto dell'invito a uscire. Siamo stati da poco a Monastier, al motoraduno, quindi anche luoghi dove di solito magari... Vediamo, scusa, anche le foto del Piccolo Rifugio, per cortesia, dalla regia, intanto che Ivano parla, prego. Sì, quindi sono degli inviti importantissimi da parte delle associazioni del territorio che hanno questo tipo di attenzione. Qui siamo stati a Monastier, grazie agli amici del motoclub di Monastier, siamo stati a questo motoraduno, quindi abbiamo visto delle moto bellissime, ci siamo goduti i rombi dei motori, che sono sempre delle cose che a noi insomma ci attivano. Vedere le moto che corrono è sempre una bella cosa. Poi frequentiamo comunque tutte le associazioni del territorio, lì ci sono delle immagini che ci vedono con i nostri amici volontari di Volontari per Shelter. Che bello. Sì, questa qui è logistica che facciamo. Qui comunque ci sono sempre delle uscite, perché l'idea del Piccolo Rifugio, soprattutto quello di Ponte della Priola, è quello di muoversi sul territorio, uscire, sfruttare tutti quegli ambienti che ci permettono di vivere delle esperienze, quindi dalla piscina, qui il motoraduno che raccontavo prima, tutte quelle possibilità di amicizia, mettersi in gioco, conoscere persone, le persone che conoscono, che vengono a conoscere noi, quello che facciamo, quello che riusciamo anche a far vivere. Beh, sono dei sorrisi bellissimi. Ci attiviamo perché quello che noi abbiamo visto negli anni è che uscire da casa, fare cose fuori, è quello che rende di più la vita un po' più piena, quindi anche uscire, andare a Venezia. Accogliamo gli studenti delle scuole del territorio, quindi anche qui ci sono delle immagini dove ci sono gli studenti delle scuole superiori che vengono da noi per fare quel periodo di stage, momenti importantissimi dove vengono dei giovani, portano un'energia completamente diversa, ci fanno vivere dei momenti differenti. L'altra cosa che facciamo con grande piacere è andare nelle scuole a insegnare ai bambini quello che noi in qualche modo pratichiamo da tutta una vita, perché tutte le persone che sono nelle case come la nostra sono persone che hanno un percorso di vita fatto in laboratori dove hanno affinato tecniche di lavorazione di legno, carta. Andarlo a insegnare ai bambini, qui siamo in una scuola di Conegliano, prima eravamo in quella di Ponte della Priola, ci riempie di gioia perché i bambini ci accolgono con dei grandi sorrisi, sono curiosi di vedere cosa si riesce a fare, cosa riusciamo a fare, diciamo che sono tutti momenti di vita fondamentali. Allora andiamo a vedere anche queste immagini col drone fatte appunto su questo meraviglioso posto che abbiamo, che è questa Restera, questo Parco del Sile meraviglioso. E qua vorrei chiedere anche a Gloria
Trevigioli, l'importanza di fare squadre. Guardate che meraviglia di territorio abbiamo, cioè 2 passi da casa, non so se ci rendiamo conto, forse di sfruttare di più questi territori tutti assieme, perché quello che ho notato è che le associazioni non si conoscono. Non si conoscono. Noi abbiamo avuto in 4 giorni più di 120 associazioni che si sono alternate e vi posso assicurare che non si conoscevano tra di loro, eppure con storie incredibili, con storie, come avete detto voi, di anni e anni. Gloria, forse dobbiamo unirci di più, fare tutti assieme qualcosa, unire le forze per cercare di dare una quotidianità anche alla comunità che non ci conosce. Diceva prima Nicola, andiamo nelle scuole, facciamo, però non abbiamo volontari giovani. Le associazioni sono tutte senza volontari giovani, non ci sono, eppure sono anni che andiamo nelle scuole, non riusciamo a intrigarli. Io dove ho visto più giovani è stato nella Croce Rossa, forse perché li intrigano di più, sono più protagonisti, sono loro i protagonisti, forse i giovani vogliono questo. Cosa dice Gloria Trevigioli? Gloria, mi sente? Bloccata? Si è bloccata, perfetto. Allora andiamo intanto da Ivano. Ivano, cosa dice di questa realtà? È vero che si cerca comunque attraverso le varie iniziative di coinvolgere anche i ragazzi, soprattutto quelli più giovani, per dare anche loro un'opportunità di incontrare e di donare il proprio tempo incontrandosi con persone che possono avere la necessità di avere una persona vicina, una persona amica. E qui sta a tutti noi in qualche modo costruire questa rete e sostenerla per avvicinarci al mondo dei giovani. Ecco, l'esperienza del cosiddetto PCTO, ossia ex alternanza scuola-lavoro, in qualche modo concorre a far conoscere questo tipo di realtà e abbiamo visto tutto sommato una bella disponibilità da parte di questi giovani, anche una volta terminata l'esperienza scolastica, di dare disponibilità e continuare come volontari all'interno delle nostre esperienze, così come anche altre associazioni che in qualche modo si avvicinano a queste realtà e cercano, conoscendole e diventando amici, diciamo, dei nostri uomini, delle nostre donne che sono all'interno di queste strutture, conoscendole, facendo delle cose con loro, delle uscite con loro, riusciamo in qualche modo ad attivare anche nei più giovani questa attenzione, questa disponibilità al servizio gratuito nei confronti delle persone che hanno necessità. Per quello è un lavoro, come tu dicevi, importante, dove tutte le associazioni in qualche modo sono chiamate ad avere questa attenzione, incontrandosi. Sì, dobbiamo forse creare quelle piazze dove possiamo maggiormente incontrarci, conoscerci e creare quelle sinergie, anche perché la mia intuizione insieme alla tua può generare anche un progetto nuovo. Infatti è quello che hanno fatto le associazioni per la prima volta, perché io l'ho detto chiaramente, Ivano, e lo dico anche a Nicola, non so se Trevigioli si sta ascoltando perché era caduta, che noi non dobbiamo stare dietro il tavolo, aspettare che la gente passi, che venga a prendere, anzi molte volte svincola perché non vuole impegnarsi. Dobbiamo essere noi, intanto conoscerci tra di noi, chi sei, cosa fai, allora scambiare i volantini, dare, questo è quello che hanno fatto. Io vi posso assicurare che non si conoscevano tra di loro. Sto parlando di 120 associazioni, molte del territorio, anche locali, c'è qualcosa che non torna, perché noi facciamo, sì, ma se non conosciamo e non ci conosciamo, come facciamo a investire proprio su queste fragilità? Abbiamo Trevigioli, ci sei Trevigioli? Eccola qua, l'abbiamo ripresa. Allora sentiamo cosa dice appunto anche questa ragazza giovane, ecco, di unire le forze, di incontrarci di più, di capire come muoverci. Prego. Beh, è proprio vero tutto quello che avete detto, che sono riuscite a sentire. Bisogna fare rete, fare squadre, è una cosa che si fa fatica, e soprattutto appunto con i giovani, ma probabilmente perché in questo momento siamo molto più concentrati su noi stessi che sulla nostra comunità. È una cosa che però cerchiamo di fare anche con tutta la rete delle nostre Proloco, che siamo oltre 6.000 in Italia, e con la forza vera delle Proloco, che sono i volontari e che sono il DNA delle Proloco, e non solo, come abbiamo visto anche di tutte le altre associazioni.
Una cosa che si fa ad esempio nel mio comune è la festa delle associazioni, e quello è un momento proprio per creare comunità e permettere alle varie associazioni di conoscersi le une con le altre. Ma certo questo è un piccolo passo, una piccola cosa che invece potrebbe essere fatta su grande scala e su più ampia scala, così da conoscersi maggiormente. Infatti l'ho chiesto, Gloria, al presidente, al tuo presidente Arino Furlan, ieri presidente delle Proloco, ecco, di unire le forze, perché è vero quello che dici, ti ringrazio delle parole che hai detto, sì è vero, non siamo uniti, ecco, noi dobbiamo unirci. E le 120 associazioni che hanno partecipato non erano solo del territorio, venivano dal Friuli, venivano da altre realtà, proprio per far capire l'importanza di unire le forze. Ad esempio in Friuli ci hanno invitato a fare un villaggio per i diversamente anche agili, come li chiamo io, perché hanno dei posti meravigliosi dove possiamo sfruttarli tutti assieme e portare a divertirsi questi ragazzi. Ci hanno invitato, ma abbiamo dovuto creare questo villaggio per conoscere questa realtà, perché non ci conosciamo, e voi fate benissimo perché state girando l'Italia, mi diceva Furlan, con queste Proloco, proprio per capire come fare, perché diciamo la verità, quello che vedo al sud hanno più diciamo rispetto delle tradizioni, nel senso queste tradizioni locali sono molto più in vista con i giovani delle nostre. Io non vedo i giovani delle nostre tradizioni locali, loro si vestono. Prova a mettere un cappello un nostro giovane magari di una volta, prima cosa che fa, trac, se lo toglie, come fosse una vergogna, forse perché non abbiamo portato avanti queste tradizioni, o sbaglio, Gloria? Un po' sicuramente si sono persi e bisogna riprenderle un po' alla volta, ed è un po' ciò che si cerca di fare. È vero, al sud potrebbe essere che siano anche più orgogliosi di far parte del territorio, e probabilmente invece noi stiamo anche vivendo un momento in cui stiamo cercando la nostra nuova, il nostro nuovo essere, la nostra nuova anima, ma un po' stiamo anche tornando indietro. Ad esempio anche questa sera avremo un appuntamento con Teatro in Bellussera, la Bellussera che è un tipo di coltivazione della vite tradizionale, e il teatro, la commedia scelta, parla proprio del Veneto e delle nostre radici, dello sviluppo della nostra regione negli ultimi decenni, e quindi sarà anche un momento per andare a riscoprire la nostra storia. Ma avete sentito che brava che è Gloria Trevisol? Come sa spiegare bene le cose. Lei ha detto le cose, Bellussera, però ha spiegato subito cos'è, perché sa che magari qualcuno non conosce. Vedete come sono preparati i nostri ragazzi? Vogliamo forse dare più importanza, responsabilizzarli di più, dare delle poltrone importanti anche a loro, che forse farebbero di percorsi molto più importanti di quello che qualcuno riesce a fare. Io ringrazio Rino per averti mandato qui, Gloria, veramente grazie Furlan, grazie Presidente, per capire l'importanza di far parlare anche i giovani. Non è venuto lui, ma ha mandato Gloria. Ti ringrazio veramente, Gloria, grazie, perché forse la speranza proprio ricadrà su voi. Siete voi che avete il futuro in mano, non c'è niente da fare, inutile che ce la giriamo e rigiriamo. Io sono molto fiduciosa perché vi vedo bravi, preparati, anche se prima ho avuto una forte discussione, forte nel senso che sto difendendo le fragilità, sono nata così, non so cosa farci, però sono nata così, io le fragilità le difendo indipendentemente da quello che si dice, perché capisco anche che non tutti hanno la fortuna di nascere in una famiglia normale, di avere dei genitori normali. Delle volte guardo questi genitori, Gloria, e dico: ma forse mandiamo a scuola sti genitori, che forse è meglio che si capisce niente. Cioè non riesco proprio, ma veramente siamo fuori di ogni logica. Pensate come cresce questo bambino, come la piantina che tu dicevi, Gloria, da piccola va tenuta sotto controllo, e se sbanda ci metti subito il legnetto che cresca bella dritta. Dove vanno sti ragazzi e i genitori a mettere i legnetti? Non li guardano neppure, non sanno neanche chi sono i loro figli, non tutti, perché ce ne sono veramente di bravi. Allora Ivano, ecco, andiamo a vedere quelli bravi, quelli che invece
accompagnano anche questi ragazzi diversamente agili, come li chiamo io, a frequentare queste associazioni, a farli entrare in una quotidianità veramente che li fa sentire importanti. Ma quello che io voglio chiederti, noi facciamo tanto, è vero, tanto di cappello, però poi li mettiamo nel mondo del lavoro questi ragazzi? Proprio no. Li assumiamo questi diversamente agili? Proprio no, mi hanno detto gli esperti, i numeri non ci sono. Le aziende hanno paura di investire su queste realtà. Allora io dico, ma invece di fare questi lavori non solo all'interno, ma portarli direttamente nelle aziende con voi, con gli accompagnatori, perché non è che dico di portarli dove veramente possono capire questi addetti ai lavori, che hanno delle persone che sanno anche lavorare, naturalmente con i loro tempi, ma mi sembra poi che molti prodotti che fanno vengono dati alle aziende che li mettono nel commercio, cioè non è che li mettono da una parte che scrivono diversamente agili, sono prodotti che vengono realizzati. Forse dovremmo unire più le forze per far capire che dobbiamo assumere anche queste realtà che sono bravissime. E questa è comunque un'attenzione che molte realtà come le nostre cercano in qualche modo di portare avanti, certo nella complessità del mondo lavorativo oggi, ma cercando di accompagnare le persone che sono diversamente agili, come dici tu, attraverso dei percorsi di acquisizione di autonomie e anche di competenze, perché nonostante le loro fragilità abbiamo constatato che con alcuni percorsi specifici per loro riescono ad acquisire queste competenze che riescono poi a mettere anche a disposizione anche di realtà lavorative. All'interno della nostra realtà, ma così come tante altre, ci sono uomini o donne che vivono un'esperienza di autonomia abitativa, ma hanno anche acquisito delle competenze che li hanno resi in grado di vivere un'autonomia lavorativa, inserendoli all'interno di alcune aziende. Abbiamo delle esperienze che hanno visto alcune delle nostre donne, diciamo, lavorare in aziende strutturate, certo con compiti e mansioni a loro dedicate, però all'interno di un circuito lavorativo, oppure percorsi di inserimento lavorativo che li hanno trovati inseriti all'interno di attività commerciali piuttosto che artigianali, in grado di poter, con le loro fragilità, con le loro competenze, contribuire a creare un prodotto, e di conseguenza loro stessi si sono sentiti valorizzati per il contributo che sono riusciti a dare. Abbiamo trovato e anche pagati nella maniera giusta, direi anche pagati, io. Sì, grazie soprattutto a quegli imprenditori che hanno creduto a questi progetti e anche ancora oggi sono partner di queste realtà e si rendono disponibili ad accogliere queste persone, inserendole all'interno del ciclo produttivo, assegnandogli un compito, e questo però è un po' la necessità di ampliare maggiormente questa sensibilità, certo con dei percorsi che nascono anche grazie a realtà come le nostre, ma anche al sostegno dei servizi sociali che in qualche modo attivano percorsi e progetti che in qualche modo guardano ad accompagnare queste persone al raggiungimento di questi obiettivi, e si tratta anche lì di creare questa rete tra privato e anche sociale e anche pubblico, in modo che si lavori in maniera più sinergica per dare delle opportunità, come tu dicevi. Esatto, poi i numeri proprio non tornano assolutamente, poi i sindacati tutti che io ospito, e i numeri parlano chiaro, non vengono assunti, non c'è niente da fare. Ecco, fanno i colloqui, ma poi finisce tutto là. Nicola, come commentiamo? Allora sì, c'è della difficoltà da parte delle aziende probabilmente di darsi il tempo, perché è anche questione di tempo. Le persone che sono nelle nostre case hanno bisogno di dei tempi loro per poter apprendere bene le mansioni, per poter anche conoscere i luoghi, perché non è semplice per qualcuno spostarsi da ambienti di casa ad ambienti lavorativi. Però l'esperienza che abbiamo noi a Ponte della Priula vede un ragazzo inserito in un'azienda vitivinicola, che lavora bene? Lavora bene con i suoi tempi, perché comunque diciamo ci sono dei tempi di mantenimento diversi rispetto a un'occupazione magari tutta la settimana. Abbiamo avuto per tantissimi anni un signore che si è occupato del verde in un'altra territorio lì delle piscine, si occupava del verde, e Arianna, che ci ha accompagnato oggi, che per tanti anni ha lavorato in un'azienda proprio del territorio, quindi ci sono
sono queste, diciamo che sono rare, appunto. Però ci dimostrano che è possibile. Bravissimo, è questo che io voglio arrivare, è questo, far capire, perché io sono dell'idea che li abbiamo tenuti, non adesso ma anche adesso, troppo chiusi, solo per gli addetti ai lavori, solo per i familiari, invece di cercare di fare quello che facciamo adesso, farli conoscere la comunità, chi sono, cosa fanno, come si comportano, come li vedono, perché noi a questi ragazzi abbiamo solo messo etichette, e anche delle brutte etichette, invece dobbiamo iniziare a chiamarli per nome e cognome, hanno un nome e un cognome, noi dobbiamo iniziare a fare questo. Cosa dici, Gloria Trevisol? Che sono assolutamente d'accordo, come diceva Nicola, è necessario darsi tempo e anche dare del tempo. Ovviamente non è semplice ritrovare il luogo adatto, ma è importante anche trovare quindi un'azienda o comunque un luogo disposto ad accogliere, pronto ad accogliere. E la cosa fondamentale in questo momento sicuramente è educare la comunità stessa, ma anche i titolari delle aziende, proprio all'accoglienza e all'integrazione con tutti, possiamo dire, e avere anche un'attenzione in più nel riuscire a trovare il lavoro, la mansione più adatta a seconda delle inclinazioni e delle capacità, delle abilità di ognuno di noi. Questo è un po' quello in cui credo anche. È vero quello che dici, ma lo fanno già loro sanno cosa fanno i ragazzi, chi è più portato a fare una cosa che un'altra. E i tempi di questi ragazzi loro li conoscono, perché sono anni che frequentano questi centri molto importanti, perché è là che si fa la prima formazione, è là che riesce a capire chi può lavorare e chi no, che lavoro può fare, che lavoro non può fare, che tempi ha. Basta solo che partiamo, sai Gloria, non è che sia così difficile, il problema è che dobbiamo iniziare a qualcuno a far capire che forse ci siamo, perché io ho portato di quell'esempio di Davide, di questo ragazzo che ha fatto l'alberghiero, diversamente agile, e siccome cercano tutti i camerieri dappertutto, questo ragazzo è ancora a casa. Allora la mamma, te la racconto perché questa storia va raccontata e devo andare a trovare anche al prete a proposito. Questa mamma, perché veramente capisce che suo figlio sta soffrendo, suo figlio che dice che fine farò papà, perché veramente non riesce a capire, perché hanno una sensibilità che va oltre quella che pensiamo. L'ha portato a una festa paesana, ecco, cercava di far capire l'importanza anche di avere questo figlio cameriere agli addetti ai lavori che gestivano questa festa, e a furia di far capire qualcuno ha detto beh vabbè proviamo. Questo ragazzo, che la mamma lo accompagnava naturalmente perché non c'era nessuno che accompagnava questo ragazzo nel percorso, ha detto lo accompagno io, a questo ragazzo e a questa mamma non arrivava nessun vassoio da portare in tavola. Allora questa mamma ha aspettato 1, 2, 3, 8 vassoi, al 9° vassoio ha detto ho capito che siamo di troppo, con le lacrime è uscita con questo ragazzo. Capite che non ci siamo proprio, Ivano, non ci siamo. Noi dobbiamo dare risposta a questi ragazzi, non a quelli che hanno già tutto. Questi sono tanti, Ivano, con delle famiglie disperate, perché queste sono le situazioni che vivono. E questo che ha subito questo ragazzo è un trauma perché lui ha sentito, ha visto che questo vassoio a lui non arrivava. E lui ha fatto l'alberghiero, cioè non è che si è improvvisato cameriere quella sera. Capisce che forse non riusciamo a capire l'importanza di questi ragazzi, dobbiamo smetterla di tenerli chiusi, non dico a voi naturalmente, parlo in generale quando parlo, ma di farli uscire, perché abbiamo la potenzialità di farli uscire, perché abbiamo associazioni che hanno mezzi, siamo assicurati, abbiamo educatori, però qualcuno vuole divide, ti impera, è il leitmotiv. Nicola. Allora, in realtà quello che ho notato io nel territorio, grazie anche alle Proloco proprio, l'ambiente della sagra spesso e volentieri accoglie.
Bravissimo. Accoglie delle persone che fanno l'alberghiero, perché l'alberghiero è un pochino la scuola che accoglie maggiormente un certo tipo di persone, e all'interno della Sagra spesso si crea quell'ambiente giusto, come dicevamo prima, con le tempistiche e le attenzioni, perché si lavora in gruppo con un clima anche familiare, si è tra amici, e diciamo che questo qui è l'ambiente dove io ho notato che si riesce a inserire. Noi saremo domani sera, grazie alla Proloquio di Santa Lucia, saremo in una manifestazione con un banco dove proporremo un pochino le nostre iniziative, però sì, l'idea è quella, no? Creare collaborazioni, creare ambienti che siano in grado di accogliere, quindi che abbiano la giusta sensibilità e che si diano il tempo di potersi mettere alla prova. Sì, ma però dopo dobbiamo anche dare il lavoro. Perché è inutile che noi facciamo i bravi, facciamo tutto, se dopo finisce la festa, la sagra e il ragazzo ritorna a fare quello che faceva prima, se è veramente in grado di lavorare. Dobbiamo farlo assumere, qui bisognerà veramente che ci inventiamo qualcosa. Gloria, ecco, le Proloquio possono essere utili in questo. Siete una potenza, siete il braccio armato della regione, o sbaglio? Perché è così? Cioè siete voi il braccio armato della regione? Penso che armato no, dai, disarmato. Sì, no, siete armati molto bene perché avete dei numeri incredibili e non a caso girate l'Italia, andate in tutte le regioni, perciò per fare questo bisogna essere strutturati, sennò dove vai? Non vai da nessuna parte. Vediamo anche la locandina e sentiamo cosa dice Gloria Trevisiol. Prego Gloria. Beh, le Proloquio in effetti accolgono, anche la Proloquio del mio paese accoglie più di uno ragazzi, anche adulti, che hanno bisogno e hanno necessità di appunto far parte della comunità, ma come dicevamo prima è importante che la comunità sia educata e sia pronta ad accogliere, quindi ce ne sono alcune, bisogna un po' sensibilizzarle, quindi un po' alla volta forse è anche come dicevate prima, sia tu Mirella, che è proprio una cosa che ci è rimasta e che abbiamo sempre etichettato i ragazzi con delle necessità speciali, sempre con un'etichetta che non possono in questo momento togliersi, ma un po' alla volta, anche con il coinvolgimento appunto anche da parte delle Proloquio. È un primo passo, non è che la rivoluzione la facciamo in un giorno. Sì, ma sono anni che aspettano questi ragazzi, Gloria, guarda che sono anni, tanti sono diventati già diversamente giovani e sono ancora là, Gloria, attenzione, perché tu parli, sei giovane, ma io che vivo dietro le quinte da una vita, io vedo e sono là ancora perché non sono riusciti a essere inseriti, perciò non è che dobbiamo aspettare tanto ancora, abbiamo tutte le carte in regola, siamo pronti, perché hai sentito, più pronti di queste, perché veramente danno il meglio di loro, perché come li educate, come li portate anche a fare una convivenza quotidiana con le persone, incontrarle, il rispetto, il modo di lavorare. Ma voi li avete mai visti lavorare? Provate a togliere qualcosa a questi ragazzi che stanno lavorando, guai, perché loro sanno l'importanza di quel strumento e che lo stanno operando e ti fanno capire, guarda che so ad operarlo, guardate che sono veramente delle prove che noi vediamo, sono dei test che facciamo per capire anche l'impegno che ci mettono, e guardate che quando sono passati loro, anche dove ad esempio nel giardinaggio non ce n'è per nessuno, non c'è una foglia fuori. Ivano. Sì, è vero, loro riescono in qualche modo ad inserirsi nei vari contesti lavorativi con attenzione e precisione, perché sentono anche la responsabilità che gli viene affidata e riescono a portare, sempre con le loro capacità, a termine il compito assegnato. Qui, pur essendoci tanto lavoro da parte di tutti noi nel creare le condizioni o le precondizioni che possono essere sufficienti e necessarie per poter creare anche delle opportunità lavorative, si tratta qui sì di dialogare maggiormente con le realtà territoriali, che sono con tutte le istituzioni che in qualche modo vengono chiamate a creare le occasioni di lavoro, dunque dialogare maggiormente anche con tutto l'ambito imprenditoriale, perché alcuni di loro hanno già questa sensibilità, e dunque grazie a loro molti dei nostri ragazzi e ragazze vivono delle esperienze lavorative. Fanno anche da sponsor delle volte. E molti sostengono gli stessi, anche in forma anonima, spesso anonima, i nostri progetti. Dunque
la sensibilità nel territorio c'è, si tratta di intercettare meglio quelli che possono essere delle opportunità lavorative, e qui si tratta di capire dal punto di vista, non so, anche a livello di politiche sociali o lavorative, come meglio non solo incentivare l'azienda, perché l'azienda certo può avere degli incentivi per poter assumere, ma creare proprio un contesto dove poter dire bene, ci sono alcuni lavori che i nostri ragazzi e le nostre ragazze possono effettivamente fare con contesti protetti, con delle modalità che siano... Con gli accompagnatori educatori giusti. Che riescono in qualche modo a soddisfare un loro bisogno di affermazione, di riconoscimento, di dignità, rispetto a quello che può essere un bisogno di una realtà aziendale che ha la necessità di produrre. Sono perfettamente d'accordo e ti ringrazio, Ivano De Biasi, per quello che hai detto, è molto importante. Forse siamo noi che dobbiamo fare il primo passo per far incontrare queste realtà, per far vedere chi sono, come lavorano e delle quali ci si può veramente fidare. Naturalmente, come dice Gloria, nell'accompagnamento giusto, ma voi siete bravissimi, hanno passato l'esame, voi sapete chi è stato promosso o chi non ha voluto partecipare all'orale, diciamo così. Ecco, voi lo sapete benissimo. Allora, andiamo a vedere anche un'altra intervista molto bella, un'altra associazione importante, Associazione Italiana Leucemie al Villaggio. Ringraziamo Nicola Mazzer, coordinatore del Piccolo Rifugio, perché diamo spazio a un'altra ragazza che vi farò conoscere, che mi fa piacere che vi saluti. Perciò grazie intanto a Nicola Mazzer. Andiamo a vedere questa intervista a Lail e poi conosciamo questa ragazza. Siamo con un'altra associazione molto importante, siamo con Fusara Andreina, che faccio parte del direttivo dell'associazione AI, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Noi facciamo raccolta fonti tramite le campagne e le raccolte che facciamo vengono poi usate per progetti in ematologia, in trapiantologia, qui sempre il Cafoncello di Treviso, e faccio parte anche del punto delle volontarie del punto ristoro dell'ematologia al Cafoncello. Sono assieme a delle mie colleghe che adesso salutiamo. Siamo con un saluto. Buongiorno a tutti, Barbara Chisso, volontaria da qualche anno di AI, collaboro con le campagne delle uova e di Natale. Buongiorno, Daniela Chisso, anch'io volontaria a livello di campagna Pasqua, Natale eccetera, in più qualche altro piccolo servizio sempre come volontaria AI. Buongiorno, Eliana Visenti, io sono aspirante volontaria, sto aspettando di essere accettata nel gruppo. Bello, bello, aspirante volontaria, chissà che troviamo anche dei giovani aspiranti volontari. Grazie, complimenti, buona giornata. Bellissimo, avete sentito, sentiremo le interviste di tutte queste associazioni, sono importanti quello che dicono, guardate che fanno anche il bene vostro, della comunità, stiamo parlando di AI, Associazione Italiana Leucemie, volontariato puro. E siamo con Arianna Perenzin. Ciao Arianna, so che guardi sempre la trasmissione, certo, che sempre quando puoi, che ti piace. Ecco, cosa volevi dire? Ecco, una cosa dove che ci tieni? Solo che anche la politica nazionale si deve svegliare un po' fuori, perché stanno facendo solo chiacchiere. Oh là, avete sentito che chiari sono? Bravissima Arianna, è quello che penso anch'io, infatti l'ho anche detto, e va bene che lo dite anche voi. Quanto è importante avere un punto di riferimento, un centro, un lavoro, avere una quotidianità nella normalità, Arianna? Io dal 2008, quando è aperto il Piccolo Rifugio, sono 16 anni che frequento il Piccolo Rifugio. Ringrazio Nicola e tutti gli operatori che mi danno un'opportunità di essere a disposizione delle persone abili. Cosa ti piace fare di più, Arianna? Qual è la cosa che ti piace di più, che ti riesce meglio? Ma il sale. Wow. Aromatizzato. Guardate cosa ha portato alla Mireluccia, guardate. Grazie. Da parte del Piccolo Rifugio. Avete portato il sale alla Mireluccia, cara. Con tutte le nostre spezie del nostro orto. Che... Senti Arianna, tu hai mai lavorato in un'azienda? Sì, dopo purtroppo mi hanno licenziato. Sono 5 mesi che sono a casa in Aspi. Ok. E dopo vediamo se riescono a trovarmi qualcosa, se no vado avanti e darmi
a disposizione di questa bellissima realtà. Quanto è importante è al mattino alzarsi e sapere che hai un posto di lavoro, che hai la dignità della persona? No, vabbè, è una bellissima dignità. Il lavoro è una bellissima dignità. Sì. Avete capito cosa ha detto Arianna? Io ti ringrazio tanto, Arianna, per le parole, per la semplicità con la quale hai spiegato anche questo stato d'animo molto arrabbiato anche da un certo lato. Io l'ho capito, sai, Arianna. Perché, e dopo concludo, la politica sta facendo solo chiacchiere, soprattutto la politica regionale, che purtroppo la Regione Veneto per il sociale non ha fatto niente. Meno male, l'ho detto anch'io, sai, infatti sono molto arrabbiata anch'io, anche perché ci sono dei tavoli ai quali vorrei che qualcuno desse risposte. Dall'altra parte, cara Arianna, se tu pensi che noi del mondo del volontariato dobbiamo girare col commercialista, con l'avvocato e pagare per fare i volontari, hai capito tutto come siamo messi. Allora sentiamo cosa dice Gloria Trevigiol, ormai siamo in chiusura. Gloria, vediamo anche queste immagini molto belle che hai portato di tutti gli eventi che avete fatto. Qui dove siamo? Allora, qui siamo alla scorsa edizione di Cinema in Bellussera, la tenuta Cadiraio ci ha ospitato lo scorso anno per una serata di cinema all'aperto e quest'anno lo riproponiamo ma con il teatro, come vi invitavo prima, quindi questa sera alle 20:30, purtroppo causa maltempo saremo sempre a San Polo ma presso la sede della Proloco e vedremo in scena Igor Barbazza e Davide Stefanato, sono due attori del territorio che ci racconteranno il nostro Veneto, le nostre tradizioni e la nostra storia. Qui invece siamo in Borgo Malanotte, uno degli eventi fiore all'occhiello di Malanotte d'estate, che è questa rassegna, questo calendario di eventi dedicato alle eccellenze del Piave. Infatti uno degli obiettivi del nostro comitato provinciale delle Proloco Trevigiane è proprio di promuovere il territorio e le sue eccellenze con i suoi prodotti, ovviamente anche enogastronomici. Qui invece siamo a Cimadolmo, sono tutti degli eventi che si terranno da questa sera. Qui invece siamo a Oderzo, torneremo a Oderzo questo sabato sera per il Raboso in Piazza Grande, dove ci saranno 11 punti degustazione, dove si potranno appunto, grazie alle Proloco, conoscere e degustare piatti del territorio abbinati al vino Raboso. Saremo anche a Porto Buffolè con la rassegna dedicata ai vini tra il Piave e Livenza, questo a ottobre. Invece proprio subito da domani sera saremo anche a Vallonto di Fontanelle, sempre per la mostra del vino, e poi ovviamente ultimo ma non meno importante saremo anche a Salgareda presso il parco di Villa Rebecca, quindi un'estate ricchissima di attività per conoscere le nostre eccellenze e il nostro territorio. Molto chiara, molto bella, sono tutti sindaci leghisti. Dove andate? Mi sembra che hai eletto. Mi sembra che devo invitarne qualcuno dopo che ci porti queste bellezze. Uno mi sembra che non ci sia. No, ma li inviterò per sapere anche com'è andata, perché tanto sono i sindaci che invito sempre tutte le mattine, perché a mio avviso sono quelli che dove bussano alla porta i cittadini, perché poi altre porte non si aprono, perciò è l'unica porta che si apre quello del cittadino, perciò mi fa anche piacere che tu abbia anche elencato questi comuni, perciò inviterò anche questi sindaci per capire com'è andata. So che volevi aggiungere qualcosa, Arianna, vai. Ma io invito tutte le persone adulte che si mettano a disposizione a queste realtà, perché queste realtà sono belle, bellissime e gioiose. E allora andiamo a sentire anche questa realtà che è l'associazione Alzheimer, sclerosi multipla, cosa hanno detto queste persone che convivono con questa importante patologia purtroppo, però che fanno una quotidianità, la normalità. Andiamo a vedere e sentiamo cosa dicono. Questo fa il cameriere, qua sclerosi.
di sicurezza stradale, il problema veramente di essere vivi ma integri, eppure ci sono persone che nonostante tutto, nonostante certe patologie anche molto impegnative direi, invece vogliono vivere. Siamo con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, la sezione di Treviso. Buongiorno, sono Claudia Piesentin, sono qui con una parte del consiglio direttivo e un volontario. Proprio oggi al Parco del Sile per rappresentare quella che è per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per rappresentare quella che è la patologia sul territorio. Ci fa molto piacere capire che ci sono delle realtà locali che si attivano e si consorziano in questo modo e che fanno rete, quindi tra varie associazioni ci fa molto piacere. È una realtà, la nostra, conosciuta a livello nazionale, nel territorio ci siamo, per fortuna c'è una rete di volontari importante, però non sono mai abbastanza, ecco che è l'occasione per dire uniamoci, uniamo le forze e lavoriamo insieme per un obiettivo che poi il nostro è quello di stare accanto alle persone malate, ai diritti delle persone malate e ai caregiver, ma soprattutto insomma la strada è la stessa per tutti. Grazie Presidente, conosciamo anche i volontari, siamo con Claudio Sanson, volontario autista dell'AISM. Barbara Savian, tesoriera di AISM. Davide Caligaris, volontario. In gamba ragazzi, complimenti Presidente, sempre avanti, mai mollare. Grazie, grazie. Allora, Gloria Trevisol, ecco queste realtà molto importanti che abbiamo sentito, le sentiremo tutte le mattine perché io le faccio sentire, vedere tutte, perché hanno un'importanza, voi non avete, sì i prodotti Gloria sono tanto di cappello veramente, ma anche queste realtà, questo mondo del volontariato che aiuta veramente chi sta male, chi non avrebbe nessun appiglio, nessun veramente punto di riferimento e loro ci sono. Pensa che una ragazza, Gloria, è venuta qui ospite, mi sembra fosse anche la Presidente, e mi ha detto Mirella hai visto che scarpa ho? Tacco 12. Avete capito cosa vuol dire? Cioè vivere la quotidianità grazie ai farmaci. Hanno fatto passi da gigante veramente. Io do un abbraccio a queste ragazze che lavorano, che vivono la famiglia, che vivono lo sport, che fanno associazionismo, che se non ci fossero dovremmo veramente inventarle. Come vuoi salutarle Gloria e con quale messaggio ci saluti? Allora, io vi saluto semplicemente dicendo che il volontariato è fondamentale, che per fortuna esistono queste associazioni che supportano la nostra comunità e chi ha bisogno, non solo a livello di svago, come possono essere le Proloco ed altre associazioni di promozione del territorio, ma anche e soprattutto le associazioni come quelle che gestiscono il piccolo rifugio, le cooperative, ma anche ovviamente come abbiamo visto l'AIM eccetera, adesso ho sbagliato l'AISM e così via, AIL e insomma tutti coloro che riescono a supportare la comunità, perché appunto senza i volontari non sarebbe possibile essere davvero una popolazione, una comunità vera che si supporta e che si aiuta. E adesso grazie veramente Gloria Trevisol, un buon lavoro, una buona festa, tante feste tutte assieme e ricordati di quello che hai sentito questa mattina a Sveglia Veneti, ricordati delle fragilità. È stato un piacere. Grazie. Allora andiamo a sentire adesso Marco prima di salutare gli altri ospiti. Marco più volte in trasmissione ha spiegato le difficoltà a lavorare in un'azienda che non capisce cosa vuol dire essere stomizzato, però ce l'ha fatta e adesso lavora normalmente. Andiamo a sentire Marco. E siamo con un volto molto noto, un volto conosciuto perché è un ragazzo che si dà molto da fare, cerca veramente di essere nel pezzo sempre e comunque. Siamo con Marco Torresan, presidente dell'associazione Padovani Incontinenti e Stomizzati.
Perché sei qui oggi? Sono da giovedì, noi stiamo dividendo appunto queste giornate perché anche il tempo è molto particolare, per non dire tanto piovoso, ma soprattutto resistere ed esserci. Perché credo nelle associazioni, credo che le associazioni devono fare partenariato, gruppo, sinergia assieme, e qui a Silea è un luogo ideale che tutte le associazioni si conoscono assieme e fanno un gruppo di lavoro unico e sinergia. Grazie a Marco Torresano. Allora, Arianna, come ci saluti? Cosa vuoi dire? Con quale messaggio? Grazie intanto per il sale, grazie veramente. Prego. Io vi saluto, è un piacere averti conosciuto e do una scossa alla politica nazionale che si dia a fare nelle persone in cui ci sono fragilità. Grazie, veramente grazie per quello che hai detto. E in bocca al lupo a te per il Banco Solidale. Sì, anche la guerra, sempre a mamma Mirella piace, più paletti mi mettono, Arianna, più mi piace saltarli. Tu vai avanti che sei Sai una cosa persona... dico sempre, Arianna? Che il politico passa e noi rimaniamo, il volontariato rimarrà, perciò problemi zero. Ma tu vai avanti con la testa alta. Vado avanti con la testa cara. Grazie Arianna Perenci, non c'è problema, spero tanto di farcela. Sentiamo come ci saluta anche Ivano De Biasi. Io vi ringrazio intanto dell'occasione che ci avete dato per presentarvi un po' le realtà come quella del piccolo rifugio e anche le nostre esperienze. L'invito, proprio come diceva anche Arianna, è quello di venirci anche a trovare e in qualche modo frequentare i nostri piccoli rifugi, che sono luoghi accoglienti dove appunto possiamo incontrarci, certo, le professionalità che sono indispensabili per garantire l'assistenza a queste persone, dunque un ringraziamento particolare anche chi come professionista è all'interno dei nostri luoghi di lavoro, dagli addetti all'assistenza, agli infermieri, agli educatori, tutti coloro che in qualche modo concorrono a garantire che queste realtà in qualche modo vadano avanti, ma soprattutto alla collaborazione sempre più stretta con i volontari a vario titolo, sapendo che anche loro, pur essendo volontari, non sono dilettanti, perché portano con sé una professionalità lavorativa, ma anche una passione che in qualche modo fa sì che le nostre realtà possano maggiormente continuare la loro mission, raggiungendo quegli obiettivi di inclusione, di accoglienza all'interno di una comunità, quella locale, che in qualche modo deve essere sostegno e rete per tutte queste iniziative, avendo uno sguardo particolare anche nei confronti delle fragilità. Per quello l'invito è proprio veniteci a trovare. Grazie a Ivano De Biasi, grazie a Arianna Perencin, grazie a Gloria Trevision, grazie, io vi lascio però con un grande abbraccio. E un bacio e grazie, è stato un onore conoscerti, veramente Arianna, un onore grande. Grazie, pubblicità. Siamo con un'altra ospite graditissima, Stefania Tosato, consulente di bellezza e tricologia, che spiegherà l'importanza del capello, l'importanza soprattutto quando ci si ammala, purtroppo, vero Stefania, queste donne che devono raparsi completamente o perdere i capelli completamente, però prima di fare questo Stefania le aiuta in un percorso anche difficile, non è facile all'improvviso vedere queste ciocche che ti partono, perciò un po' alla volta bisogna accompagnarle con serenità. Prego Stefania Tosato. Sì. Purtroppo a me è capitato spesso, no, di avere clienti, ma è l'ordine del giorno adesso, al giorno d'oggi, Mirella. Purtroppo ci sono tante persone che si ammalano, però per fortuna la medicina ha dei buoni risultati con le chemioterapie, però cosa succede? Devono perdere i capelli. C'è chi può utilizzare i caschetti refrigeranti e lì poi è un argomento che abbiamo già trattato insieme e magari poi ne racconteremo un po' così anche diciamo alle persone che hanno bisogno. Ma c'è chi invece quel trattamento non riesce a sopportarlo perché è difficile da sopportare e non tutti possono farlo. Allora io il consiglio che do a queste persone che devono affrontare, sia uomini che donne, che devono affrontare una chemioterapia, è rasare i capelli prima della seconda chemio. Tanti dicono no, li taglio corti, non li raso. Ma il brutto è proprio vedere cadere i capelli.
trovarsi lì sul cuscino è uno shock, Mirella, è uno shock. Noi stesse, sai, abbiamo come icona i nostri capelli. Mamma mia! Giusto? Mamma Ci mia. riconoscono per le rosse ricce. E quindi tu immagina per tante persone cosa vuol dire privarsi dei loro capelli. Per le donne perdere la loro femminilità, e per gli uomini anche la loro virilità, cioè, poi insomma se si fa un po' alla volta lì un po' ci si abitua. Il problema è farlo, cioè che succede subito, così da un momento all'altro ti trovi senza capelli e quindi è meglio rasare i capelli prima della seconda chemio, perché di solito chi fa la chemio allopecizzante, i medici ci insegnano, dopo la seconda chemio, la seconda seduta, si perdono i capelli. Allora, visto che abbiamo parlato di questo male terribile, però che queste donne hanno avuto il coraggio di rimboccarsi le maniche, far diventare evento questa loro malattia, andiamo a vedere una delle tante sfilate delle amiche per la pelle. So che Stefania ci tiene molto, andiamo a vedere questa sfilata, una delle tante naturalmente che abbiamo trovato, e poi la commentiamo con Stefania Tosato. Sfilata Amiche per la pelle. Allora, intanto che troviamo il servizio da Treviso, questo servizio che vi farò vedere, l'importanza di quello che stai dicendo, perché dopo il trauma e il percorso però arriva anche il tuo accompagnamento, questo salone dove tu inizi anche a conoscere la persona, a cercare di portare quel supporto anche psicologico, e non a caso i capelli, non a caso anche il caschetto famoso per non perdere i capelli, ma soprattutto perché hai deciso di fare questo, Stefania? Tu nasci cosa? Nasci parrucchiera? Io nasco parrucchiera da ormai 33 anni. Ma è una cosa che è venuta da dentro, sai, una certa sensibilità. E ho capito che i capelli non sono solo esteriorità, ma è una cosa che la bellezza esterna ti dà una grinta, una forza interna. E quindi tante volte quando abbiamo anche malattie un po' più leggere, diciamo, però magari non lo so, la depressione piuttosto che insomma cose importanti, si può partire anche da fuori. Con la bellezza tu dai la forza alla persona di superare determinate malattie. Hai capito? Sì, è e loro lo sentono, lo capiscono. Certo, poi la prima cosa sicuramente è dare la privacy. Certo che nei miei due saloni, sia a Treviso ma anche a Mogliano, abbiamo una saletta dove siamo da sole e quindi già quello la persona si rilassa. Esatto. E dopo basta solo metterci il cuore e far vedere che la riesci a capire, anche se per mia fortuna non ho mai passato, né ho avuto nessuno vicino, diciamo parenti, però non lo so, la mia sensibilità mi fa capire, mi fa immedesimare un po' nelle persone. Che devi fare quel percorso con loro. Sì. Ecco, il tuo lavoro che diventa una passione per aiutare anche queste donne che diventano molto fragili, poi superano, e guardate, andiamo a vedere la sfilata. Oggi siamo qui per festeggiare quello che è meta, cioè quello che è l'obiettivo finale, guarire e tornare alla vita. Ed è stata davvero una festa quella di ieri al Palasport di Cimadolmo. Festa tra i tavoli e festa dei tanti che hanno seguito da casa la diretta di Antena 3. L'occasione è stata la sfilata di moda delle Amiche per la Pelle, associazione che riunisce e sostiene le donne che affrontano un tumore al seno, che Graziano Dall'Acqua con la festa dell'asparago ha voluto fortemente nella struttura gestita dalla Proloco. Abbiamo portato avanti una sfilata, passatemi, che va oltre il vestito. Abbiamo portato avanti una sfilata che premia tutte quelle signore che si mettono in gioco e che hanno la volontà di andare avanti. Sono tutte mie colleghe, siamo tutte colleghe. Prima, quando è entrato quel dottore lì che si chiama dottor Balestieri, c'è stato un Nola, e quindi ognuna di loro ha passato un'esperienza, diciamo, importante.
Vi dico che tra loro c'è una ragazza che stamattina era in oncologia e ha fatto la terapia. È molto timida di solito, però lei stasera ci vuole essere. Io non ci credevo, però Fabio, lei è qui. Ed è questa la forza di queste donne che con il sorriso hanno affrontato il palco, così come anche con la grinta del gruppo hanno affrontato il cancro. Perché i momenti sicuramente, ci sono dei momenti in questo caso un po' difficili, però la forza del gruppo aiuta tantissimo e anche serate come questa aiutano l'umore e noi sappiamo che l'umore buono aiuta anche a superare tante difficoltà. Anche dalla Regione un sostegno per le donne che vivono questi momenti difficili, che rischiano di allontanarle dal mondo del lavoro. Con i fondi comunitari che sono gestiti dal mio assessorato, noi mettiamo a disposizione delle reti che proprio prendano la donna, che in questo caso è la nostra ammalata, che è una donna coraggiosa, che vuole riprendere, e le accompagna verso il nuovo posto di lavoro o il mantenimento del posto di lavoro. Uno spettacolo che non è stata solo una sfilata. 7 quadri presentati al pubblico, dai cartelli sulla bellezza che la malattia non deve umiliare, ai palloncini rossi per dire che i risultati si ottengono mettendoci il cuore. E ancora i guantoni per combattere il tumore, fino al brindisi per il traguardo della guarigione. Quasi una ventina le donne di tutte le età che hanno varcato le quinte tra gli applausi degli spettatori per i vestiti, per la sfilata, ma soprattutto per la forza d'animo che hanno dimostrato a tutti. Per me è sempre un'emozione sfilare con loro, con l'associazione, nonostante tutto quello che abbiamo passato noi, è una forza e tutti noi insieme siamo una forza. Allora Stefania Tosato, tu sai di cosa stiamo parlando, soprattutto di riuscire a vincere questa paura di esporti, addirittura avete visto queste sfilate meravigliose. Il problema è cosa c'è dopo la sfilata, è il supporto che deve avere questa donna, questo aiuto. Non tutti hanno la fortuna di avere questi centri, bisogna spostarsi, viaggiare, fare anche chilometri. Cosa vorresti dire, Stefania? Intanto l'esperienza che ho avuto io pettinando queste persone danno loro la forza a noi che stiamo bene, perché come affrontano certe difficoltà, cavoli, è davvero tanta roba. E poi è giusto così, è giusto che star vicino a loro sia nelle sfilate, nel momento più, diciamo, top, però anche ci sono i giorni prima, i giorni dopo, ma i giorni prima nei preparativi si perdono perché dicono devo andare a vedere l'abbigliamento piuttosto che la pettinatura, quindi sono tutte belle briose, ma magari dopo qualche giorno si ritrovano ancora sole. Ed è lì che le associazioni devono lavorare per tenerle sul pezzo, tenerle sempre su di morale, perché come sai molto bene, tutti i medici che vengono qua ospiti da te, il morale è importante, l'umore è importante, ti fa guarire, ti fa guarire grazie alla medicina sicuramente, ma quello che fa la persona è tanta roba. Quindi se noi aiutiamo queste persone, poi dicono il mio mestiere potrebbe sembrare esteriorità, frivolezza, no? E invece fatto come lo faccio io... E che questa donna si guarda allo specchio e può dire sono ancora nel pezzo. Esatto. Bisogna avere pazienza, ma ce la farò. I capelli ricresceranno, ma intanto Stefania, guardate cosa mi ha fatto. E io mi guardo allo specchio. Quelle che invece si guardano allo specchio sono quelle che aiutano le fragilità che abbiamo avuto a questo villaggio delle associazioni. Andiamo a vedere l'intervista a Polaris. Un'altra associazione conosciutissima a Silea, Polaris. Chi è Polaris? Ma è Manuela. Eccola qua. Manuela. Buongiorno a tutti, sono Manuela, presidente dell'associazione Polaris, un'associazione che è inserita nel territorio di Silea dal 2018 con un gruppo di volontari che era un gruppo spontaneo, attualmente invece un'associazione che ha in gestione il Parco dei Moreri di Silea. È un'associazione che lavora sull'inclusione, su un'inclusione diffusa da 0
a 100 anni, anche oltre, per chi ha la fortuna effettivamente di andare oltre, lavorando su tutte le fragilità, ed è per questo che noi cerchiamo di, una volta posta l'attenzione sui bisogni della persona, di dare delle risposte effettive attraverso attività ludico-ricreative, attraverso uscite, attraverso la cultura, attraverso lo sport, attraverso diverse modalità in base proprio a quelle che sono le necessità del momento. Manuela, un messaggio che vuoi dare alle famiglie, a queste famiglie che delle volte fanno fatica a far avvicinare i loro ragazzi a questo mondo, al mondo del volontariato. Ecco, che messaggio vuoi dare? Allora, io essendo un insegnante reputo che l'educazione alla solidarietà, al mutuo aiuto, alla presenza, alla vicinanza nasce proprio all'interno della famiglia e poi anche delle agenzie educative. Pertanto, con l'aiuto della famiglia e anche delle stesse agenzie educative, vedi la scuola, la parrocchia, le associazioni, i centri, sicuramente si può fare un cammino insieme. Grazie, grazie veramente, ma siamo anche con Giancarlo Cavallin, chi non conosce anche Giancarlo. Allora, che messaggio alle famiglie, Giancarlo? Ma è il messaggio soprattutto quello di fare uno sforzo, di entrare un po' in relazione con chi sta attorno, perché spesso a volte le persone vanno in difficoltà e non sanno in qualche modo invece entrare in relazione con chi sta attorno a loro, e quindi anche farsi aiutare quando serve, ma anche essere di aiuto in altri casi. Insomma, ecco, credo che questo sia importante un po' per tutti e non vivere quindi un po' in quella tendenza di rimanere chiusi nel proprio habitat e basta, insomma, ecco. Grazie veramente, grazie a Giancarlo Cavallin. Guardate chi è venuto a trovarci oggi, siamo con Elena Bertorelli, Presidente Casa del Consumatore Veneto. Buongiorno a tutti, ciao Mirella. Allora Presidente, cosa le sembra di questa iniziativa, di queste associazioni che cercano di fare rete, di dare dei messaggi positivi? Prego. È meraviglioso, meraviglioso questo villaggio delle associazioni che è stato organizzato anche con l'aiuto prezioso di Mirella, ci lascia senza fiato. Venite tutti, perché io ho appena iniziato il giro e già ho parlato con delle persone che mi hanno lasciato delle perle veramente di saggezza. Ci aiutiamo tutti e qui ci si sente veramente meno soli. Allora, Stefania Tosato, anche Stefania fa parte di questo villaggio naturalmente, ecco l'importanza di fare rete, di fare squadra, di vivere una quotidianità diversa, ma soprattutto per conoscerci. Ecco, noi abbiamo diverse donne che veramente abbiamo conosciuto e alcune di loro si sono rivolte proprio a Stefania, sì, che non conoscevano, per cercare di fare il percorso della malattia, un percorso diverso, e io devo dire la verità che le ho viste serene e tranquille. Ecco, sapere che hai dei punti di riferimento, come si parlava prima, che riguardano anche la tua persona. Queste donne devono essere sempre a contatto con altre persone, vivono lo sport, perciò capite l'importanza anche di sentirsi bene. Prego Stefania, cosa vuoi dire del villaggio? Sì, io dico che bisogna assolutamente andare a conoscere, perché ci sono delle associazioni che io non avevo proprio idea ci fossero, e magari conosci un qualcuno che ti può aiutare, tu pensi di essere solo e invece dici cavoli, il mio problema ce l'hanno in tanti e c'è un'associazione che ci aiuta. Ma è importantissimo, perché quando si ha un problema si pensa sempre di essere soli. Vediamo anche le immagini che abbiamo, queste immagini che fanno capire, queste immagini generiche che fanno capire l'importanza del villaggio. Abbiamo visto di giorno ma anche di sera. Sabato è stata una cosa incredibile, a mezzanotte eravamo ancora là, abbiamo passato un venerdì con Vaia, non vi dico che vento c'era, è incredibile, però poi il sabato è successo quello che doveva succedere, cioè l'importanza di farci conoscere da tantissime persone che sono arrivate. Prego Stefania. Sì, è importantissimo, e questa è una cosa bellissima che sei riuscita a creare tu, Mirella. Beh, assieme al comune, ai familiari italiani vittime della strada. La scintilla qualcuno deve accenderla, se no non si accende il fuoco, no? E quindi, e poi ci sono veramente persone meravigliose. Ripeto, ho conosciuto
gente che si dà da fare senza avere niente in cambio, solo per il piacere di aiutare le persone. Guardate, queste sono cose fatte da queste associazioni di volontariato, non sono mercatini, no, sono infatti. cose fatte da loro, l'importanza di far conoscere i loro prodotti, la loro gioia, il loro sacrificio, la loro passione per il lavoro svolto. Prego Stefania. Sì, è sempre persone che appunto mettono il loro aiuto, e vedere quante persone sono disposte a fare questo. E poi ci sono degli sport che magari non, anche lì non conosci, non sai, e ti rendi conto che le conoscenze sono importanti. Andiamo a sentire anche questa conoscenza che è questo apicoltore, cosa dici? Io l'ho ospitato molte volte, ha portato questo miele, la conoscenza delle api. Andiamo a vedere, intervista apicoltore. Sono Lorenzo, rappresento in questa l'associazione APAT, che è Apicoltori in Veneto, che conta circa 1500 iscritti. L'associazione ovviamente si occupa solo ed esclusivamente di apicoltura nelle varie fasi del periodo e delle possibilità. Niente cose che dire, produciamo dell'ottimo miele come apicoltori e sì. Abbiamo anche l'opportunità di avere anche altri prodotti quali polline e anche propoli per il pubblico. Il mondo dei bambini, soprattutto dei ragazzini, è molto attento a queste cose, sono forse quelli che riusciamo a intrigare di più quando li portiamo a vedere, li facciamo assaggiare anche questa meraviglia che è il miele, ma è vero che mancano le api e c'è poco miele? Allora, i bambini sono molto attenti e anche pongono tante domande, basta solo dargli un input, un piccolo input e loro ci pongono delle domande, ovviamente da bambini ma molto profonde. Quali la moria delle api eventualmente e come producono, come fanno, come si comportano dentro l'alveare, tutte cose che noi diamo per scontato, da adulti diamo per scontato, mentre che loro hanno bisogno di questa realtà, di sapere che questa realtà esiste e nella maniera in cui loro operano, le api operano. In Italia quanto è apprezzato il miele? In Italia è abbastanza apprezzato il miele, comunque è apprezzato molto i mieli monoflorali, nel senso che un tempo si producevano solo mieli millefiori, mentre che attualmente, vista la vastità e le varie opportunità che abbiamo in Italia, ci sono molti mieli monoflorali che danno molto, che stimolano molto l'appetito, ma anche il gustare un prodotto genuino. La propoli è un prodotto che le api raccolgono sulle foglie, sulle gemme degli alberi, un prodotto che noi trasformiamo per le nostre esigenze, per curarci eventualmente qualche ferita, il mal di gola, ma loro lo usano dentro l'alveare per igienizzare e mantenere l'alveare nelle condizioni di poter sopravvivere anche nelle condizioni peggiori. Importantissimo, e grazie di averlo detto. Una chicca in più: se un intruso entra nell'alveare che le api non riescono a estrarlo e portarlo fuori, lo uccidono e lo propolizzano, in modo che, come gli antichi egizi mummificavano i loro defunti, anche loro mummificano questi intrusi in modo che non puzzino, non creino danno dentro l'alveare. Avete capito quante cose abbiamo imparato anche da questo apicoltore, ma soprattutto io ho abbinato questo servizio a Stefania Tosato per i prodotti naturali, l'importanza anche con queste fragilità di mettere prodotti naturali. Sì. Prego Stefania. Assolutamente sì, bisogna mettere comunque un prodotto intanto ben calibrato dai shampoo alle creme, alle tinture. Sì, cose molto molto delicate, perché tante volte non ci si rende conto all'istante, ok?
chi si fa un colore per esempio di scarsa qualità, senza le protezioni, non è che vede subito il rossore, ma la dermatite poi dopo 4-5 volte che lo utilizza e non pensa che sia dovuto da quello. E soprattutto quando una persona prende dei medicinali può fare anche reazione, bisogna stare tanto attenti e le protezioni sono importantissime. Abbiamo a che fare con prodotti chimici perché per colorare i capelli non esistono prodotti naturali purtroppo, ma ci sono dei prodotti chimici dermatologicamente testati e con una protezione importantissima che non sensibilizza la cute. Io ho dermatologi che mi mandano a farsi il colore da me perché vedono che la cute è migliore, perché dopo tratto con i trattamenti e con oli essenziali piuttosto che comunque prodotti già bilanciati. L'olio essenziale è un prodotto che non si può utilizzare a tutti, anche lì deve avere una conoscenza. Certo. È importante nel mio mestiere avere le conoscenze, non è più come una volta che il parrucchiere andavi a farlo perché non avevi voglia di studiare. Adesso ci sono anche quelli, ma si vedono i risultati, ma non come fanno il colore, come fanno il taglio, Quella è la base, è scontato. Tu devi essere brava a fare taglio e colore, ma quanto sanno della cute? Trovami un parrucchiere che sa tanto di cute, è raro, cioè saremo un 20% ed è triste perché abbiamo la cute sott'occhio tutto il giorno, il capello sano, il capello ristrutturato. Ma questo allora fa parte della passione per il tuo lavoro, perché se hai passione ti informi, diventi curioso, vuoi migliorare sempre di più, è la passione che accompagna ogni lavoro se vuoi centrare l'obiettivo. Prego. Sì, mia mamma mi dice sempre, dopo 33 anni che fai questo mestiere ancora i corsi, ma te si dura? No, non è questione, è che è un po' come una molla, no? Tu vai sempre più sotto, sempre più sotto, sempre più sotto ed è lì che poi quando hai delle persone che hanno una malattia e che ti informi e capisci, non è che sono medico ovviamente, però magari capisco che cosa vuol dire una chemio rossa, ok? Ripeto, non profondamente, certo. Però capisco sai cosa di cosa farà. si parla. E allora la cliente mi guarda e mi dice, sai, ma le pastiglie, so cosa vuol dire, so che le controindicazioni e quindi si sentono anche supportate da questo e dicono, cavoli, però una parrucchiera. Infatti io dico sempre, non chiamarmi parrucchiera, sono consulente di bellezza e di tricologia. Spieghiamo bene. Allora, visto che spieghiamo bene, ringraziamo anche Sandra che ha portato le parrucche che ti sono arrivate, perché così, ecco, se vuoi ringraziare anche Sandra. Grazie mille, devo dire che mi è proprio servito, in verità non le ho donate, ma mi servono per fare delle prove. E queste me le sono tenute appositamente perché ho delle clienti che vengono che mi dicono che brutta quella parrucca, no, non mi immagino, prima che fanno l'acquisto io glielo faccio vedere e gli dico guarda non stai male, dopo è logico che devi trovare la parrucca giusta per te, però e dopo per carità è scelta perché ci sono anche dei bei turbanti, delle belle signore, adesso c'è, vabbè, parliamo di chemio, ma ci sono anche delle persone che soffrono di alopecia totale e che stanno sempre senza capelli e sono bellissime anche se... Ho avuto anche una, lei adopera la parrucca però e io ti dico la verità che non l'avevo riconosciuta, veramente sì, proprio lei è veramente poi se l'è tolta anche di fronte ai ragazzi che li ha colpiti tantissimo, anzi l'hanno invitata a scuola perché volevano conoscere, capite l'importanza anche di confrontarsi con queste realtà da parte dei ragazzi che non se l'aspettavano e all'improvviso si è tolta la parrucca qui in diretta e loro sono rimasti a bocca aperta, no, noi vogliamo conoscere cos'è questa malattia, ecco, perché lei ha fatto questo gesto importante per noi, l'abbiamo apprezzato molto, ecco, la sensibilità anche dei ragazzi su questo, prego. Sì, assolutamente, anche perché ci sono tanti bambini anche che ne soffrono e addirittura hanno fatto le Barbie senza capelli apposta per aiutare questi bambini che soffrono di questa malattia, perché
Il problema nostro... Allora spieghiamo cosa bene questa alopecia, che magari la tanto non alopecia sanno. totale è una malattia che adesso stanno facendo delle ricerche, però sono un po' lontani ancora da scoprire una soluzione. È una malattia autoimmune, in poche parole, quindi ti ritrovi senza capelli e peli in tutto il corpo. Questo dura per sempre? Purtroppo sì. Ci sono delle cure, io so che stanno provando, ma sono delle prove. Sì. Sperimentali. Però guarda, lei è riuscita a far capire che è una malattia. Perché Claudia, stai Claudia. Intanto la salutiamo, certo, che è sempre doveroso, sì, simpaticissima lei. Ed è stato un gesto bellissimo, perché non veniva riconosciuto, i capelli non vengono riconosciuti come una cosa importante, no? Ma è l'identità dell'individuo, vai ben oltre, hai capito? Perché per un uomo essere senza barba, anche quello non è da tutti. O anche senza capelli, cioè senza non ne può fregare di meno. Però quelle persone che hanno questa malattia si vedono diversi. Il problema è la diversità. Quindi è così. Perché, Stefania, però molte donne invece non accettano la parrucca ma mettono il turbante, che io lo trovo veramente, con le parrucche che abbiamo adesso, con quei tagli bellissimi che tu riesci anche a fare. Ne ho visto uno recentemente che ho fatto i complimenti ecco, a questa persona. Non accettano la parrucca. Cos'è che non si accetta? Cosa vedi tu? Cosa senti? Allora, la parrucca è intanto tanto scomoda e tanti hanno paura che scappa. E quindi magari non si sentono libere di, non so, fare sport, perché loro vogliono giustamente, siccome la chemio viene fatta una volta ogni 20 giorni, un mese, dopo dipende, non so adesso di preciso, però nel resto dei giorni loro sono persone normali, non vogliono sentirsi ammalate. E quindi di conseguenza vogliono fare la loro vita, anche se magari adagio, però la fanno giustamente, lavorano, fanno lo sport, fanno quello che è necessario. Quindi la parrucca purtroppo hai sempre paura che si muove. Allora probabilmente anche quello. E ma poi è non questo si oppure non riconosci questo capello diverso dal tuo? E poi sì, sicuramente non si riconoscono, vedono una cosa che non è loro, no? Invece il capello è tuo, insomma. E quindi tante preferiscono il turbante, preferiscono... E lì bisogna parlare tanto con questa persona e capire cosa è giusto per lei, perché certe volte noi vediamo che è giusto una cosa, però per lei ha bisogno di qualcos'altro, e questa è la sensibilità che grazie al mio lavoro si sviluppa, proprio guardare cosa è giusto per quella persona. Appena crescono i capelli, cosa ti chiedono queste donne? Perché molte sono anche ragazze, anche ragazze giovani, abbiamo visto anche una che ha sfilato, cosa ha detto. Cos'è che chiedono? La prima cosa che ti chiedono, Stefania? Il problema è che crescono ricci, 90%, e quindi non li riconoscono. Crescono ricci? Sì, e quindi non li riconoscono, e quindi dicono: mamma mia, guarda che testa, cioè non si riconoscono ancora, no? E io dico: guarda, è come, io porto l'esempio, è come sei diventata bambina, no? Appena nato, hai il boccolo, sì, ok? è vero. Quindi sei rinata dopo una malattia. Quindi i capelli sono come gli angioletti, devi avere pazienza. Allora, alcune le vogliono rasare, alcune li mantengono e rasano e si rimettono la parrucca finché poi non crescono i loro. E alcuni invece cominciamo a dare una forma. Allora la forma si dà, è sbagliato secondo me lasciare che crescono così, perché ti fa la testa rotonda e senza linea. Si riesce a formare una linea, anche se molto corta, però tagliando laterali e dietro e lasciando un po' più di volume sopra, si riesce a creare un'armonia. E poi man mano taglia finché arrivano cortini, ma tutti belli. Sì, ma ci sono delle belle, hai vista, no? Le ho viste. Quanto tempo bisogna che passi prima di fare il colore? Perché si può fare subito oppure bisogna avere dei tempi? Io lì chiedo sempre ai medici, perché ogni medico dice la sua e io non sono medico, è meglio che ogni medico
mi dice quello che bisogna fare. E preferisco fare qualcosa che non tocca la cute. E infatti tante volte, spesso sono grigie, e allora gli fai qualche colpo di sole, anche solo davanti, sai, giusto per illuminare il viso, se è il colore giusto per lei, ovviamente, certo. Perché puoi fare i colpi di sole biondi, ma puoi farli rossi, puoi farli anche scuri. Non è detto che devi farli per forza, dipende dai suoi colori, quindi io cerco di studiare prima i suoi colori e a seconda di quello, però faccio con le cartine, non tocco la cute, faccio attenzione che è una cute per degli sensibile. effetti collaterali che magari ma possono in verità veramente... è un po' di irritazione, però è sempre meglio evitare. Allora ormai siamo in chiusura. Stefania, con quale messaggio ci saluti? Ecco, parlatene. Avete un problema? Parlatene, non chiudetevi in voi stessi, che è meglio sempre parlarne. Perché i punti di riferimento ci sono. Sono vicini, più vicini di quello che si pensa. Grazie a Stefania Tosato di essere stata con noi. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Oggi vi presentiamo gli spaghetti alla carbonara. Piatto semplicissimo ed anche economico tutto sommato. Per iniziare prendiamo i nostri spaghettini e li mettiamo a cuocere in un'abbondante pentola di acqua salata. Eccoci qui. Mentre gli spaghettini cuociono andiamo a preparare la nostra salsa. Prendiamo il nostro pezzettino di pancetta affumicata, stufata, andiamo a prepararla in cubetti abbastanza grandi, se poi li preferite più piccoli, questo sta un po' alle vostre abitudini. Ecco qui. Prendiamo una padellina, ci versiamo una noce di burro e la nostra pancetta e facciamo rosolare il tutto sulla fiamma. Nel frattempo che la pancetta si rosola, noi andiamo a preparare la salsa che verseremo sugli spaghetti. Abbiamo bisogno di un tuorlo d'uovo, di una bella cucchiaiata di formaggio grana, ci andrebbe anche il pecorino, ma nelle nostre regioni non è molto usato. Un pochino di sale ed una bella macinata di pepe che poi andremo a mettere anche un po' come decorazione quando avremo terminato il piatto. Iniziamo ad amalgamare gli ingredienti e, come la maggior parte dei locali, ci aggiungiamo un goccio di latte. La maggior parte dei locali ci aggiunge o del latte o della panna. La ricetta originaria comunque non prevederebbe l'aggiunta né del latte né della panna. Al massimo poi lavoreremo con un po' della sua acqua di cottura in modo da creare la giusta densità. Scoliamo gli spaghetti che nel frattempo si sono cotti e li versiamo nella padella con la pancetta ed il burro. Andiamo a saltare un attimino questo composto, dopodiché andremo a versarci l'uovo, il parmigiano, eccetera eccetera eccetera. Aggiungiamo l'uovo, possibilmente fuori dal fuoco in modo che siamo sicuri di non cuocerlo, ripadelliamo nuovamente il tutto. Se notiamo che il composto è troppo denso lo possiamo allungare con un goccio della sua acqua di cottura, dopodiché andiamo a comporre il piatto. Prendiamo i nostri spaghettini, li versiamo al centro del piattino, ci poggiamo sopra la pancetta
Decoriamo il tutto con 2 scaglie di parmigiano ed una bella macinata di pepe. Eccoci qui. E ricordatevi che l'ottimismo è il profumo di una buona carbonara.